Mercoledì 15 di gennaio, buongiorno a tutti, siamo in diretta con Sveglia Trieste, bentrovati, saremo in vostra compagnia fino alle 10 come ogni mattina dal lunedì al sabato. Oggi avremo ospiti Michele Lubianco, consigliere regionale di Forza Italia, con noi dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 come mercoledì scorso torna Zeno Saracino, giornalista è insegnante. Con lui oggi parleremo della presenza e di quella che è stata l'impronta che hanno lasciato gli statunitensi a Trieste, quindi fra curiosità, cenni storici e anche realizzazioni che furono erette, costruite, ideate durante la permanenza degli statunitensi a Trieste, ma partendo ancora da più lontano rispetto al periodo del governo militare alleato. Andiamo a leggere in prima battuta la pagina meteo con la situazione generale. Un robusto anticiclone sull'Europa occidentale determina nella giornata di mercoledì, quindi di oggi, la discesa verso l'Italia di un nucleo di aria fredda in seguito da correnti fredde e secche da nord-est. Da venerdì il cuore dell'anticiclone si sposterà verso l'Europa centro-orientale, portando sulla regione ancora tempo stabile, ma con aria più mite in quota. Le previsioni per oggi: cielo variabile con maggiore nuvolosità verso est e nel pomeriggio sera. Sul Carso e a Trieste soffierà Borino fino a metà pomeriggio, poi verso sera il vento si intensificherà a Bora moderata, in quota soffierà vento moderato da nord-est, estese gelate notturne su pianura e nei fondovalle. Le temperature tra i 2 e i 4 gradi le minime, 6-9 gradi le temperature massime. Le previsioni per domani, giovedì 16 gennaio, cielo poco nuvoloso al mattino, sereno nel pomeriggio. Nel Tarvisiano sarà presente maggior nuvolosità sulla costa e sulle zone orientali, soffierà Bora moderata, specie sul Carso e a Trieste, dove potranno esserci raffiche sostenute nel pomeriggio e sera. In quota soffierà vento moderato da nord-est, temperature minime per domani 3-6 gradi, le massime 8-10 gradi centigradi. Cominciamo la carrellata delle prime pagine. Il Corriere della Sera: tregua, ostaggi, ecco il patto, la guerra, cessato il fuoco di 42 giorni, ci sarebbe anche il sì di Hamas, il ruolo degli Stati Uniti, libertà per 33 israeliani rapiti e 1200 palestinesi, Netanyahu rilasciate tutti e sarà pace. In foto la sfida ai paesi ostili a Maduro, restrizioni diplomatiche, il caso Alberto, il cooperante arrestato in Venezuela. Il guasto a Roma, il maltempo, treni, un'altra giornata nera, ritardi, la difesa di Ferrovie dello Stato su quanto accaduto, il taglio alto col Milan che passa a Como, pari tra Atalanta e Juventus. Andiamo alla Repubblica. Gaza, le condizioni di Netanyahu, liberi tutti i rapiti, con in piazza gli striscioni, le persone con gli striscioni in mano per chiedere la liberazione degli ostaggi. Treni, la disfatta di Salvini, il caos trasporti, ancora una giornata di ritardi e disagi per chi viaggia, circolazione sospesa a Termini per un guasto elettrico, l'opposizione all'attacco, Schlein e Conte, il ministro paralizza il paese, Renzi pronti a mozione di sfiducia. Sul terzo mandato Zaia sfida Meloni, scontro sullo scudo alla polizia. Andiamo alla Stampa, la tregua fragile di Gaza. Sì di Netanyahu allo scambio di ostaggi prigionieri, Hamas disponibile ma chiede garanzie sul ritiro. Intesa che prevede la liberazione immediata di 5 soldatesse per 250 palestinesi e uno stop alle armi di 42 giorni. Così il cessate il fuoco diventa una gabbia, e l'analisi di Alessia Melcangi nel profilo laterale della Stampa. La foto: costrette a spogliarci, la denuncia delle ragazze ex Tinction Rebellion fermate a Brescia, la questura, procedure regolari. Il commento: il governo non dimentichi il dovere della legalità, il DDL sicurezza, quel registro speciale per non indagare gli agenti. Treni ancora in tilt, anche sulla Stampa il rimando alla giornata nera particolare a Roma. Salvini sotto assedio, il leghista all'angolo chiede aiuto a Meloni. Andiamo al Fatto Quotidiano. Il Colle buca gli scudi di Meloni agli agenti, norme pro polizia, Mattarella chiede 5 modifiche, decreto sicurezza, il Quirinale non vuole levare le attenuanti per i delitti contro le forze dell'ordine ed è perplesso anche per lo scudo penale. Qui in foto proprio Presidente della Repubblica Mattarella con Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Gaza, l'accordo c'è, ma Sinwar vuole le mappe, Bibi deve salvarsi, viene scritto, ritirata della Lega, la difesa, armi inviate all'Ucraina non rimborsate. L'uomo dalle 1000 vite,
Furio Colombo, ricordato alle pagine 10 e 11. Andiamo alla Verità. La CGIL blocca gli aumenti nella sanità, questo è il titolo, con poi la spiegazione. Il sindacato di Landini e la UIL non firmano il contratto che prevede 172 euro al mese in più a 581.000 tra infermieri e personale non medico. Durissima la CISL, spieghino ai lavoratori perché hanno negato soldi, arretrati, indennità e tutte le innovazioni normative. Mai così tanti cristiani perseguitati, oltre 380 milioni, uno ogni 7, scrive la Verità, sconvolgente report di Open Doors, principali responsabili paesi islamici e socialisti. Zaia allo scontro con Fratelli d'Italia, decidono i veneti chi governa il Veneto, e viene riportato tutto a pagina 9. Il PD aiuta il centro sociale dei picchiatori di poliziotti, la sede di Ascazzuna a Torino, con l'articolo a pagina 3. Andiamo al Giornale, scuola, cambia tutto, latino alle medie, più lettura e storia vera fino dalle elementari, con la tradizione costruiamo il futuro. Zaia, rivolta e ultimatum, attacco agli alleati, il governatore leghista, se Fratelli d'Italia vuole il Veneto, strade separate, chi è in Parlamento da 30 anni non dia lezioni, ha detto il presidente della regione Veneto Luca Zaia. La principessa Kate, il cancro se ne va, la rinascita di Kate qui in foto mentre sorride, fortunatamente. Orsini rilancia il piano per far crescere il PIL, l'appello di Confindustria fra le varie colonne del giornale, questo articolo sui sindacati e sull'industria. Andiamo al Libero, l'Unione Europea cambia marcia, meno sbarchi, meno morti, che lezione alla sinistra. Nel 2024 gli arrivi irregolari in Europa dal Mediterraneo centrale sono calati del 59%, vittime giù del 33%, altro che destra disumana. Questo è il titolo in evidenza. Conti pubblici e migranti, i successi del governo, il discorso del Premier in Consiglio dei Ministri. Quello che vedete è la medaglia Macron che pataccon. Già rovinate le medaglie olimpiche di Parigi, 100 atleti le restituiscono perché si sono deteriorate. Il nodo sicurezza, l'autogol del Partito Democratico che coccola le piazze violente, scrive Daniele Capezzone, pagina 10, il segreto del successo della star De Martino, l'uomo da 6,6 milioni di spettatori, a pagina 19. Il Sole 24 ore, industria, attività in caduta da 22 mesi. Una rilevazione Istat, calo dell'1,5% su base annua, timido rimbalzo più 0,3% nel confronto mensile. L'epicentro della crisi è sempre il settore auto, inflessione del 37,5%, che è una percentuale piuttosto importante. Orsini Messina, serve un piano triennale di politica industriale, accordo da 200 miliardi, con la competitività. Buzzella di Federchimica dice l'energia è cruciale per difendere l'industria dell'Unione Europea. Nvidia contro Biden per la legge che limita le esportazioni di chip, l'intelligenza artificiale e il colosso americano che produce anche schede video. Welfare, i BTP fuori dal calcolo dell'ISEE 2025 fino a 50.000 euro, affitti brevi, nel 730 la scelta della casa con cedolare secca al 21%. Wall Street, Big Tech frena, ma il resto del listino risale nei bilanci. 2025 l'utile per azione dei colossi tecnologici scenderà dal 36,2 al 19,2% e c'era in qualche modo anche da aspettarselo. Andiamo alla Gazzetta dello Sport per andare a chiudere questa rassegna nazionale veramente in velocità, per andare a leggere i primi titoli che in qualche modo ci danno l'orientamento di come si è articolata fondamentalmente la giornata di ieri, essendo quotidiani cartacei il resoconto delle ultime 24 ore passate. Colpo Juve, preso Kolo Muani, già pronto sabato col Milan, intesa col Paris Saint-Germain, prestito secco di 6 mesi, Motta chiede al francese i gol che mancano. Poi Super Carnesecchi con l'Atalanta è il 13° pareggio, Retegui risponde a Cololù, è finita 1-1 tra le due squadre. E per il Milan, Leao, altro ribaltone, il Milan rimonta il Como, grazie anche a Rafael Leao, oltre che al solito
Rodriguez, andiamo a Teo Hernandez, scusate, andiamo all'Inter, Inter da scalata, Thuram sì, Cialanoglu, la trappola Bologna per avvicinare Conte. Poi il mercato con Kvaratskhelia che vola a Parigi, Napoli sì di Granaccio, lo United però chiede 80 milioni e non sono pochi. Sinner comanda con il super team e Berrettini va agli Australian Open, vittoria, quella di ieri di Berrettini, con poi Sinner che comanda con la squadra azzurra che si sta facendo distinguere, si sta distinguendo proprio in Australia. Andiamo anche al Corriere dello Sport con il mercato, febbre Granaccio, il Napoli incontra gli agenti, l'ostacolo è il Manchester United, l'argentino apre alla possibilità, Mann lavora per ridurre il prezzo fino a 50 milioni, in agguato anche Giuntoli per giugno, Kvaratskhelia vola in Francia, in arrivo l'annuncio del Paris Saint-Germain. La Juve ha fatto 13, Thiago Motta colleziona il pareggio, Kolo Muani arriva oggi, le rimonte subite diventano un incubo, a Bergamo è finita 1-1 contro l'Atalanta. Ma questo non è come gli altri, scrive Ivan Zazzaroni, con questo pareggio intendiamoci. Sblocca Kalulu, risponde Retegui, Zaniolo spreca il 2-1, Motta quinto, meno 15 in classifica rispetto ad Allegri, lo spirito giusto non manca mai, il francese in prestito arriverà per 6 mesi. Lautaro e Castro, che derby, Inter Bologna alle 20:45 per chiudere la 19ª giornata di recupero quest'oggi con l'Inter. Teo più Leao, risveglio del Milan, a Como i rossoneri soffrono e poi ribaltano, è finita 1-2 con la rimonta del Milan grazie a Teo Hernandez e proprio a Rafael Leao. Il Red Bull, Klopp, vita nuova, io medico del calcio, e poi dopo 30 anni Guardiola lascia la moglie Cristina, qui più gossip che calcio, con le vicende anche personali di Pep Guardiola. Detto tutto ciò, abbiamo visto la panoramica nazionale, andiamo all'interno del piccolo di oggi, mercoledì 15 di gennaio. Sanità, il caos delle ricette, nomenclatore cambiato e validità delle prescrizioni ridotta, medici di famiglia inizio anno da incubo, l'aumento della burocrazia con le novità da gennaio sulle prestazioni. Da un lato il difficile incrocio dei codici delle prestazioni, dall'altro l'accorciamento dei tempi di validità delle prescrizioni specialistiche. Il lavoro dei medici di base, travolti dalla burocrazia, si complica una volta di più. Sono le prime righe dell'articolo che poi è completo alle pagine 2 e 3. Tregua a Gaza, ok di Israele, ma tutti gli ostaggi liberi verso l'accordo in Medio Oriente. La tregua a Gaza è un passo, ma l'unico punto chiaro dei negoziati tra Israele e Hamas, mediati dagli Stati Uniti, dal Qatar e dall'Egitto, sembra essere solo la prima fase dell'accordo e del rilascio degli ostaggi, ma l'ultima parola sarà di Trump nel commento di Renzo Guolo. Il ruolo, scusate la rima, che hanno gli Stati Uniti in tutta questa trattativa. La politica, il nodo del terzo mandato, strappo di Zaia, il Tolà di Fratelli d'Italia, l'appoggio della Lega del Friuli Venezia Giulia. In evidenza invece quanto è accaduto ieri al tetto della scuola Caprin, che vedremo tra poco. 20 evacuati, Valmaura, fuoco e pannelli isolanti sui quali gli operai stavano lavorando. È stata una colonna di fumo piuttosto densa e ben visibile in città, che ha inizialmente allarmato. Fortunatamente poi con il proseguire degli aggiornamenti si è capito che non ci sono stati feriti o persone intossicate o intrappolate in stanze con fumo. Si stava svolgendo sul tetto, come detto concludiamo la prima pagina del piccolo e poi vedremo i dettagli di quanto accaduto ieri sul tetto della Caprini. Il reportage Trieste, viaggio negli ospedali fra storia ed edilizia, lo scrive Zeno Saracino, che sarà nostro ospite oggi, come detto alle 9, in una mix tra architettura e necessità di costruire strutture funzionali, quelle degli ospedali a Trieste. All'industria serve un balzo nel digitale, scrive Paolo Costa nella sua analisi oggi per il piccolo. E poi cronaca, l'ex manifattura via i carotaggi prima della demolizione, lo vedremo a pagina 20. Lo stabile ingabbiato da anni, il titolare vittima di una truffa. Siamo a San Giacomo, ci racconta tutto a pagina 22 Laura Tonero, colpito al volto da una trave, operaio ricoverato. Un altro episodio ieri che ha a che fare con un cantiere, in questo caso però ci sono stati risvolti più gravi, quello dell'operaio ferito e ricoverato in ospedale. Un'annata di concerti a nord-est per quanto riguarda
il calendario del 2025 musicale, un calendario da assaporare, si legge nello spazio delle notizie della prima pagina, da assaporare con concerti per tutti i gusti, le grandi esibizioni dal vivo coinvolgeranno un pubblico eterogeneo e appassionato tra Veneto e Friuli Venezia Giulia attraverso un calendario densissimo di appuntamenti che si protrarrà fino a fine anno. L'inverno è appena iniziato e nei prossimi mesi fioccheranno grandi nomi da Padova a Trieste, intanto già alcuni erano stati annunciati, ma anche perché rientrano, come quelli dei 30 Second to Mars a Gorizia, nell'ambito delle attività di Gorizia e Nuova Gorizia, Capitale della Cultura 2025. Allora andiamo a vedere subito quanto accaduto ieri alla scuola Caprin, poi cominceremo a sfogliare dalla pagina 2 in avanti il piccolo. Concentriamoci prima su questo importante episodio che è accaduto ieri, dove in tanti hanno visto il fumo sprigionarsi nel rione. Pomeriggio di grande preoccupazione nella periferia est della città per un incendio di vaste proporzioni che si è sprigionato dal tetto della palestra in ristrutturazione della scuola Caprin in salita di Zugnano. La densa colonna di fumo nero che si levava al cielo ha preoccupato un po' tutti i residenti in zona, una delle zone più popolose della città, mentre il preside decideva per l'immediata evacuazione dei pochi studenti e personale scolastico che alle ore 14 erano all'interno della struttura. Si è levato del fumo dal tetto nell'area in ristrutturazione e comunque, visto l'orario, abbiamo fatto evacuare i pochi alunni presenti e il personale degli uffici di segreteria. Ho chiamato il 112 e per fortuna non si è fatto male a nessuno. Ecco, il tema è che si è vista la colonna di fumo da varie parti della città perché era molto alta, sì. Sembrava un pericolo molto importante. Esatto, sì, il fumo era intenso, nero e quindi faceva impressione. Penso che abbiano telefonato anche dei condomini qui circostanti perché comunque il 112 era già stato avvertito. Fortunatamente la situazione si è risolta in breve tempo, sono stati gli stessi operai della ditta Monticolo e Foti a usare gli estintori su queste porzioni di materiale isolante di polistirolo che avevano preso fuoco a seguito di una scintilla. Poi ovviamente la messa in sicurezza dei pompieri, dei vigili del fuoco, siamo con il comandante provinciale Maiolo che in brevissimo tempo hanno bonificato l'area. Sì, stiamo lavorando, stiamo rimuovendo il materiale che logicamente, come ha detto lei, materiale polistirolo, materiale plastico, lo stiamo rimuovendo, stiamo arrivando alla guaina in modo tale da essere sicuri, completamente sicuri che non ci sia nulla che covi. Quindi poi avete le termocamere per, accertarvi che non ci siano ulteriori focolai? Esattamente, faremo una verifica una volta rimosso anche con le termocamere e poi potremo dichiarare effettivamente sicura l'area. Da quello che ho capito con il preside, comunque domani si potrà entrare regolarmente a scuola. Sì, è stata evacuata per sicurezza durante l'intervento una sola classe che tra l'altro ha potuto anche riaccedere ai locali e come vedete la palazzina comunque è in una condizione di sicurezza, quindi domani procederà tutto regolarmente. E questo quanto raccolto ieri sul posto da Marco Stabile con i fatti e le persone intervistate. Andiamo a sfogliare il piccolo, pagina 2, abbiamo visto in primo piano la sanità già dalla copertina, caos ricette, fra validità ridotte e nuovi codici, l'impatto del rinnovato nomenclatore per le prestazioni specialistiche, i medici di famiglia dicono disagi per tutti, con studi intasati e lunghe attese. Qui i guai del nuovo nomenclatore delle prestazioni sanitarie in qualche modo schematizzato. Cos'è? Il nomenclatore contiene l'elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica erogabili dal servizio sanitario pubblico con relative tariffe, quindi è l'elenco delle prestazioni. La novità dal 30 dicembre del 2024, che era la data di entrata in vigore del decreto tariffe, c'è stato l'aggiornamento, tra l'altro, i tariffari della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica congelati, l'uno dal 1996, l'altro dal 1999.
Il 30 dicembre 2024 è arrivata però una sospensiva del TAR Lazio a seguito del ricorso di numerosi laboratori per la parte riguardante le nuove tariffe per la specialistica ambulatoriale, mentre sono rimaste salve quelle per la protesica. Quindi i nuovi LEA. Il nuovo nomenclatore comprende anche prestazioni e servizi che il Sistema Sanitario Nazionale fornirà gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, dagli screening neonatali alla diagnosi e al monitoraggio della celiachia, dagli apparecchi acustici a tecnologia digitale al riconoscimento dell'endometriosi come invalidante, dalla procreazione medicalmente assistita a visite ed esami per controllare anoressia e bulimia. E quindi una burocrazia ulteriore a cui i medici hanno contestato l'introduzione proprio per la mole di lavoro eccessiva a loro carico. Si sottolinea l'assenza di indicazioni sull'applicazione delle novità, primi accessi ora da prenotare entro 60 giorni, quelli successivi non oltre i 180, la previsione ai CUP con impegnative scadute o diciture da modificare, queste le voci degli specialisti. Ancora sanità, influenza in aumento nei pronto soccorso, più 10% degli accessi, tante assenze negli uffici e a scuola, eppure il picco di quest'anno deve ancora arrivare, sintomi lievi nella maggior parte dei casi, ma ci sono state anche ricoveri in terapia intensiva. Le parole degli specialisti fra il professor Tascini, tutte le persone ricoverate vengono sottoposte a un test, ma anche senza fare ricorso al laboratorio sarebbe importante sottoporre un numero maggiore di soggetti influenzati a una diagnosi eziologica che consente di individuare l'agente causale della malattia, così sottolinea il direttore della clinica di malattie infettive dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Carlo Tascini. Avremo un quadro più preciso dei virus in circolazione. I virus respiratori in andamento nella prima settimana dell'anno, dal 30 dicembre al 5 gennaio, distribuzione in Italia e nelle aziende sanitarie dell'incidenza dei casi di sindromi simil-influenzali per 1000 assistiti del Friuli Venezia Giulia durante la prima settimana di quest'anno. Qui ci sono i dati di 3 aziende sanitarie. Poi la campagna vaccinale che viene sempre raccomandata da parte della Regione. Nella prima settimana dell'anno l'incidenza registrata in Friuli Venezia Giulia era inferiore a quella nazionale. Positivi i numeri della vaccinale, al 10 gennaio erano state iniettate 249.600 dosi, 19.000 in più rispetto al 2024. Tante le varianti in circolazione, tra adenovirus, virus respiratorio sinciziale, Covid e influenza australiana. Cambiamo argomento, la legge sicurezza agita la maggioranza, terza lettura in vista, ma la Lega preme. Nuovo passaggio veloce per raccogliere i rilievi del Quirinale, strade diverse per uno scudo penale alle forze dell'ordine. Addio a Furio Colombo, liberal che amava l'America, lutto nel giornalismo, era stato corrispondente da New York e parlamentare. Manca ancora l'intesa, la consulta senza 4 nomi, una nuova fumata nera, e poi noi fate spogliare accuse alla questura alle denunce delle attiviste a Brescia. È diventato un caso, con interrogazioni parlamentari, la perquisizione effettuata dalla questura di Brescia di un gruppo di manifestanti di Extinction Rebellion che aveva dato vita a un presidio davanti alla sede bresciana di Leonardo. Mi hanno chiesto di togliermi le mutande e fare 3 squat per dei controlli a detta loro. Ai maschi non è stato chiesto di spogliarsi e togliersi i vestiti, denuncia una delle manifestanti che è stata dunque perquisita in modo a suo dire eccessivo. Politica industriale italiana in ritardo, serve un balzo nei servizi e nel digitale. Gli scenari economici nella competizione globale, grazie e bellezza dei nostri prodotti, ormai non bastano più. Il recente libro verde governativo può portare alla svolta strategica necessaria e condivisa, leggendo il titolo di questo approfondimento. Terzo mandato, lo strappo, Zaia, Altolà, Fratelli d'Italia. Se dicono che abbiamo governato male, le nostre strade si dividono. La mia priorità è il Veneto, subito dopo c'è la Lega, di cui faccio parte, alla quale devo tutto. Dopo viene il centrodestra. Limite dei 2 mandati, anomalia solo per i presidenti di regione. In Veneto lo elimineremo per gli assessori. Così Luca Zaia, duro nei confronti degli alleati, anche per chiamare in causa tutti quei parlamentari, lo dice nell'intervista, che sono lì da 30 anni e dal quale lui non accetta lezioni. A nord-est una prova di forza, in Campania un'altra partita. I distinguo dei Dem sul caso De Luca.
Si pone una questione di leadership nell'area più produttiva a costo di frantumare tutto, dice Deborah Serracchiani, deputata del Partito Democratico. In Friuli, Venezia Giulia il centrodestra guarda i movimenti del Doge. In regione ancora stallo in maggioranza sul possibile tris del presidente Fedriga. Treosto, segretario regionale della Lega, devono essere i cittadini a scegliere da chi farsi governare. Il Carroccio insiste sull'autonomia, ascoltare il territorio. Fratelli d'Italia ritiene fondamentale considerare le dinamiche nazionali. Piano della rete oncologica intesa con i capi dipartimento, al tavolo chirurghi, vertici regionali e sanitari. Il dottor De Manzini, direttore della clinica chirurgica della SUGI, accordo sulla collaborazione per i flussi di malati e l'organizzazione, che a sua detta è probabilmente l'aspetto più importante a cui dover mettere mano. Noi ci spostiamo al collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per il quadro di questa mattinata di mercoledì 15 gennaio, eventuali anche segnalazioni proprio per la giornata di oggi. Buongiorno all'assistente scelto Marco Cernecca. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. A lei la linea, prego. Allora, inizierei subito con il traffico che al momento risulta scorrevole e in aumento chiaramente sulla rete viaria. Comunque adesso non abbiamo indicazioni di intralci incidenti. La notte è passata senza interventi, solo alcune richieste per rimozioni. E abbiamo la segnalazione, questa notte abbiamo avuto la segnalazione da parte dei Vigili del Fuoco di una rottura della condotta dell'acqua in via Pascoli e infatti adesso risulta chiusa, c'è il personale di Acega sul posto nel tratto tra la via Canova e la via Rossetti. Inoltre già da ieri abbiamo una segnalazione pervenuta dall'ANAS inerente alla grande viabilità. Tra l'uscita Altezza Frigessi e l'uscita Valmaura direzione Trieste è in atto la chiusura della corsia di sorpasso per tutti i veicoli. Ricordo che la Galleria Sandrinelli è riaperta, per cui non c'è più il problema di quella chiusura. E ancora questo, con oggi iniziano i disallestimenti delle luminarie natalizie. I lavori partiranno dal centro cittadino, quindi prestare attenzione per possibili mezzi fermi in carreggiata con personale operante per appunto la rimozione delle luminarie. Ricordo ancora, viste le basse temperature notturne, raccomandiamo attenzione soprattutto nella zona dell'altopiano e la fascia che scende verso città per possibili tratti gelati o comunque scivolosi. Inoltre nella giornata odierna abbiamo alcune ordinanze lavori, divieti temporanei, ricordo solo via Crispi, ambo i lati, all'altezza del Civico 65, poi abbiamo via del Ronchetto, via Luciani, largo Riborgo e via Trissino. Segnalazioni per manifestazioni o quant'altro oggi non abbiamo, per cui le tornerei la linea e le auguro una buona giornata. Molte grazie, una buona giornata e un buon lavoro a lei e ai suoi colleghi e a risentirci. Grazie, salve. Ancora buona giornata. Andiamo a leggere avanti ancora un paio di minuti il piccolo. Il sì di Netanyahu al cessate il fuoco, ma vanno rilasciati tutti gli ostaggi, sempre più vicino alla tregua. Hamas, per dare il via libero ufficiale, starebbe aspettando che si pronuncia prima Tel Aviv. Gli accordi sono solo per la prima fase, siamo preoccupati per le altre, esigiamo che ci sia continuità in tutti i momenti. Erano fra i rapiti da liberare 5 soldatesse, scambio con 250 prigionieri, le loro immagini pubblicate sui social. Lo Stato ebraico è disposto a liberare per ognuna di loro 50 palestinesi detenuti nei carceri del paese, tra i quali anche molti all'ergastolo per reati gravissimi. La pagina successiva, sempre internazionale, un piano internazionale per il dopoguerra a Gaza. Il segretario di Stato Blinken dagli Stati Uniti ne ha discusso con gli alleati arabi. L'ANP dovrebbe invitare i partner stranieri ad aiutare nella gestione provvisoria.
Qui vediamo proprio il segretario di Stato Anthony Blinken, invece il ministro degli esteri italiani che dice l'Italia è pronta a fare la sua parte pure in una missione di peacekeeping dalle Nazioni Unite a guida araba. La missione Forze NATO nel Baltico, attivi droni sottomarini, il Mar Baltico è sempre più una frontiera di scontro con la Russia, da che doveva essere il lago della NATO. Dopo l'ingresso di Svezia e Finlandia nell'alleanza, negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli incidenti sospetti alle infrastrutture sottomarine, prima con il coinvolgimento di navi cinesi e da ultimo un vascello della flotta ombra russa che ha tranciato un cavo energetico sottomarino il giorno di Natale, provocando l'immediata reazione della marina finlandese. Ci fermiamo per andare in pubblicità. Ritorneremo tra poco andando a leggere le altre pagine del Piccolo. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, mercoledì 15 gennaio, vi anticipo nuovamente gli ospiti di oggi, saremo in compagnia del consigliere regionale di Forza Italia Michele Lobianco e dalle 9 alle 10 con il giornalista e docente Zeno Saracino. Torniamo al Piccolo, nella pagina dei conflitti internazionali tra gli obiettivi di Israele e Hamas, l'ultima parola sarà di Trump, scrive Renzo Guolo nella sua analisi di oggi sulla situazione della guerra in Medio Oriente. Kate allontana l'incubo cancro, sono guarita grazie ai medici. La principessa del Galles annuncia il lieto epilogo di un anno che è stato brutale, lo definisce così. Tecnicamente è in remissione dal tumore, l'assenza di segni residui della malattia. La moglie di William ringrazia tutti coloro che hanno camminato accanto a lui e a me. E qui in foto la principessa Kate che è in visita al Royal Marsden Hospital. La voce TikTok statunitense va a Musk, l'app nega, è tutta finzione. Ieri ci sono state versioni contrastanti su questa possibile trattativa affinché Elon Musk, patron di X, l'ex Twitter, diventasse proprietario anche di TikTok, però dall'app viene smentito tutto. App, ricordiamo, TikTok è una piattaforma di proprietà cinese. Stati Uniti, Hesketh interrogato al Senato, falsità su di me nelle accuse. Il candidato al Pentagono torchiato dai democratici su abusi sessuali e alcolismo, lui rivendica una vita atipica, riporterò l'etica del guerriero. L'italiano arrestato in Venezuela e i familiari, il governo agisca, nessuna notizia da 60 giorni del cooperante Alberto Trentini, arrestato a metà novembre insieme all'autista della sua ONG, non ci sono capi di imputazione. Qui lo vediamo in foto, Alberto Trentini, cooperante italiano che è stato arrestato in Venezuela. Primi esami sul corpo di Mattia, venerdì funerali a Tricesimo, la tragedia in Egitto, l'autopsia eseguita a Udine per fare chiarezza sui motivi del decesso del bimbo morto a Marsa Alam. La nota della famiglia e grazie a tutti per la vicinanza che avete dimostrato. Arrestata una prof per abusi sugli alunni, fu aggredita a novembre dalle mamme a Castellammare di Stabia. Andiamo ai fondi per oltre 9 milioni a teatri, festival e rassegne in Friuli Venezia Giulia. Questo il riassunto schematico. 4,88 milioni destinati per progetti triennali, già beneficiari del Fondo Unico per lo Spettacolo Nazionale, una ripartizione della terza annualità del triennio 2023-2025 con 3,2 milioni di euro, ovvero il 65,57% al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, 380.000 euro, il 7,79% al Teatro Stabile Sloveno e 1,3 milioni al Teatro Rossetti di Trieste. Dei 3,15 milioni di euro stanziati per i progetti triennali dedicati al festival e rassegne dal vivo, il macro riparto vede 1.330.000 euro ai festival, 268.000 euro ai concorsi musicali, 615.000 euro alle rassegne musicali, 933.000 euro per stagioni musicali coreutiche o attività concertistiche, 1,15 milioni di euro per attività dell'istruzione musicale sinfonica del Friuli Venezia Giulia. Nella prima seduta dell'esecutivo 2025, ok alla convenzione con ComPA e inoltre all'elenco degli esperti sul tagliamento.
Dimensionamento scolastico, siamo tra i territori virtuosi, lo dice l'assessore regionale all'istruzione, lavoro e ricerca Alessia Rosolen dopo l'approvazione ieri del decreto legge. A Pago parte il restauro dei magazzini del Sale. I lavori riguarderanno 9 edifici sotto tutela come monumenti storici. Nei prossimi mesi cominceranno i lavori sui primi 3, lo stanziamento è di 3,5 milioni. Mosca chiede consultazioni urgenti sulle sanzioni degli Stati Uniti alla NIS. Il ministro degli esteri Lavrov, l'amministrazione Biden vuole che Belgrado tradisca la Russia. Il Cremlino, nuove misure punitive decise dall'amministrazione Biden dalla Russia, questo coro d'accusa. Pacor sull'allargamento, ora l'Unione Europea deve accelerare. La conferenza dell'ex presidente sloveno in Senato, qui in foto la stretta di mano e le cordialità con il presidente della Repubblica Mattarella erano a Trieste lo scorso aprile. SDP avanti in tutte le regioni, in Istria è superato il 90%, elezioni presidenziali in Croazia, la geografia dei consensi rispetto al voto. Polo Generali Natixis addirittura d'arrivo, l'alleanza sul risparmio. Prima della presentazione del piano industriale dovrebbe essere svelato lo schema di accordo, intanto diventa sempre più probabile che per il rinnovo del board non verrà fatta la lista del consiglio di amministrazione. Qui vediamo la foto di una delle sedi storiche del Leone con il CEO Donnè che presenterà il piano a Venezia. Orsel tende la mano, il cuore di Unicredit batte per l'Italia dopo l'OPS sul banco BPM. Fincantieri firma con Leonardo, UAS per puntare alla subacquea, acquisizione da 287 milioni nella difesa. L'amministratore delegato del gruppo Fincantieri Folgero dice tassello fondamentale della nostra strategia. Qui in foto proprio Cingolani con Folgero che sottoscrivono un accordo sotto il quartiere generale di Fincantieri a Trieste, operazione che si inquadra nello schema delle crescenti tensioni geopolitiche. Le notizie di finanza in breve, bond da 500 milioni collocato da BPM e poi Friulia sul rating di Mod Finance. Pozzo, non sono contro i fondi ma preferisco Finest e Friulia, il forum con il presidente di Confindustria Udine e poi tra Intesa San Paolo e Confindustria un accordo strategico per 200 miliardi, l'accordo qui schematizzato con obiettivo di crescita sostenibile del settore produttivo. L'industria italiana giù da 22 mesi consecutivi secondo i dati dell'Istat. Andiamo ora alle pagine relative alle notizie di Trieste. Ex manifattura tabacchi, via gli ultimi carotaggi prima della demolizione. Il complesso accanto al canale navigabile sarà quasi interamente abbattuto. L'imprenditore Fracasso valuta più opzioni, dall'ortofrutticolo al polo logistico. Resterà in piedi solo una navata alta circa 15 metri, ma la futura destinazione verrà concordata in base alle offerte che arriveranno sul tavolo. E c'è quella anche del mercato ortofrutticolo. Barcola e verde urbano nei dossier dell'ambiente, vertice comune e regione sulle novità 2025, una riunione fra tecnici in particolare. E poi il centro raccolta rifiuti di via Gerizzole, pronto per fine anno, posata ieri la prima pietra. Entrano nel vivo i lavori per il nuovo impianto di Acegas APS Amga, chiusura del cantiere a ottobre, sarà il più grande dei 5 centri della raccolta dei rifiuti in città. Ieri, come abbiamo detto, letto dal piccolo, c'è stata la posa della prima pietra che andiamo a rivedere. Abbiamo seguito sul posto proprio questo avvenimento. I lavori sono già partiti da 2 mesi circa e sono lavori che termineranno a fine ottobre, quindi siamo confidenti che entro fine anno di essere qui un'altra volta per fare un'inaugurazione poi di questo nostro nuovo impianto. Entrano nel vivo i lavori di Acegas, APS Amga e Comune di Trieste per il nuovo centro di raccolta in realizzazione a Gerizzole grazie ai contributi del PNRR con un quadro economico da 1.400.000 euro. Oggi il gesto simbolico, la posa della prima pietra ad opera dell'assessore alla pianificazione territoriale Michele Babuder. La zona è stata spianata dopo i servizi di demolizione dei vecchi manufatti. L'area coinvolta dal progetto si estende su una superficie di 4.400 metri quadrati e il nuovo centro di raccolta sarà il più grande di Trieste. Quello che sorgerà in via di Gerizzole 45 andrà ad aggiungersi agli altri 4 che sorgono a San Giacomo, Campomarzio, Roiano e Opicina.
Sostanzialmente questa era un'area storicamente scoperta, perché gli altri 4 centri di raccolta che ci sono a Trieste coprono altre aree, mentre questa, che è la zona E, sostanzialmente è una zona scoperta. Abbiamo visto che i cittadini a Trieste apprezzano molto i centri di raccolta, perché gli altri 4 centri di raccolta danno un contributo per il 20% della raccolta differenziata, quindi questo è sicuramente un servizio che è molto apprezzato, e quindi pensiamo che con questo nuovo centro, del quale stimiamo un contributo alla raccolta differenziata del 5%, possa essere quel boost, possa essere quella spinta che poi porti Trieste a raggiungere nel 2026-27 una raccolta differenziata di oltre il 60%. Andiamo a un'altra notizia: il condominio ingabbiato da anni, proprietario vittima di una truffa, niente lavori, incassato l'anticipo e venduta l'impalcatura, coinvolto anche uno stabile in via Giuliani, in via dell'Industria, questo cantiere nel rione di San Giacomo, con questo stop che nell'articolo viene spiegato da Laura Tonero. In via Erlandini, accoltellata una gamba durante la lite in casa tra 2 uomini, il diverbio e poi l'accoltellamento. Riaperta intanto la galleria Sandrinelli, chi l'ha già percorsa a partire dal primo pomeriggio di ieri, anzi la tarda mattinata di ieri ne è ben conscio, e invece in un'altra galleria, c'è stato quella Galleria Montebello, tra Piazza Foraggi e Via Flavia, c'è stato un tamponamento a catena che ha coinvolto 3 auto, per fortuna nessun ferito grave. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzogiorno di ieri, provocando non pochi disagi al traffico. Per un'ora la polizia locale, intervenuta sul posto con una pattuglia, ha dovuto imporre lo scorrimento alternato solo su una corsia. Colpito in faccia da una trave, operaio portato all'ospedale, l'incidente sul lavoro al giardino pubblico Leggiamo, colpito al volto da un tubo di ferro durante una manovra di cantiere, giovane operaio ricoverato a Cattinara con un trauma facciale. L'incidente sul lavoro è avvenuto ieri pomeriggio all'interno del giardino pubblico De Tommasini. Insieme a un collega, il 20enne di origine albanese, stava posando dei pali di metallo. L'altro dipendente manovrava l'escavatore, lui invece era a terra accanto al mezzo. A un certo punto, durante l'operazione di sollevamento, qualcosa è andato storto. Una delle travi è sfuggita al controllo dell'escavatore e probabilmente, essendo molto ingombrante, si è incastrata sul terreno. In quella manovra anomala ha colpito il malcapitato a uno zigomo. L'operaio, frastornato dalla gran botta, è caduto a terra ma è sempre rimasto cosciente. Il primo a soccorrerlo è stato proprio il collega, quello che era al posto del manovratore, che ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri e gli incaricati del servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro di Asugi. Spetta a loro accertare l'esatta dinamica e le eventuali responsabilità dell'infortunio, verificando se la ditta rispettasse tutte le norme di sicurezza prescritte dalla legge. Brucia a Valmaura il tetto della scuola Caprina, fuoco e pannelli isolanti sui quali gli operai stavano lavorando, evacuati, in 20 tra studenti e insegnanti, nessun ferito. Nube nera avvistata in tutto il rione, il preside dice le lezioni andranno avanti regolarmente. Il presidio della locale, largo Barriera Vecchia, dopo la maxi rissa, il nodo sicurezza, pattuglie schierate, largo Barriera, dopo la maxi rissa, colpi di bastone e spranghe di domenica sera fra afghani e pakistani. Ieri la polizia locale ha presidiato la zona per diverse ore, fino alle 20, segno che largo Barriera Vecchia è entrata a pieno titolo nelle zone calde della città, come le vicine Piazza Goldoni e Piazza Garibaldi. Gli ospedali, come la storia ha segnato la salute, dall'ambulanza a cavallo all'idea del castello a Cattinara. Nel 1905 nacque il primo pronto soccorso triestino in via San Francesco al Civico 3, all'ombra di 2 gotici lampioni di ferro. Qui vediamo alcune foto dell'attuale e invece anche dell'antico, un'immagine d'epoca dell'ospedale militare, la vediamo in questa foto. Eccola qua, mentre in quest'altra un'ambulanza di una volta in via San Francesco 3, e questi erano i mezzi che si usavano all'epoca. La foto in grande prende invece l'ospedale di Cattinara, l'edificio di via Fabio Severo dell'università invece oggi si presenta diverso, è sede dell'università come viene scritto per diverse attività dell'Ateneo, non ha più funzioni di nosocomio a Trieste. Qui ci sono altre foto, quel progetto extra large del Maggiore nato dalla tassa sul vino di Maria Teresa, costruito a partire dal 1834, fu pensato sul modello dei grandi nosocomi della scuola medica viennese. Ci sono diverse immagini, lo storico edificio dell'ospedale Maggiore, nella foto in alto che viene presa nella sua angolazione
dell'ospedale stesso. La parte monumentale con i fregi e le statue all'interno sempre del Maggiore, poi il giardino interno con il percorso coperto in vetro, che è un tratto distintivo oggigiorno dello stesso Maggiore. Venne realizzato con dimensioni superiori alle esigenze del tempo, ma guardando al futuro della città, da qui il suo nome Maggiore. Il primo paziente accolto scusate, il 20 luglio del 1841, un invalido novantenne trasferito dal vecchio ospedale di San Giusto. Ancora visibile in via della Pietà 2/1 la targa in pietra che ricorda la presenza della ruota degli esposti per i neonati abbandonati. Andiamo a tutto altro. Tregua tra Verdi e Fialz sul coro esterno lirico, in settimana il tavolo. Partirà nei prossimi giorni il confronto tra l'ente e tutte le sigle sindacali. Perplessità sulla procedura sono espresse anche da parte della Wiltemp. Accanto invece leggiamo i lampioni storici dotati di cinghie per la sicurezza e l'intervento sui lampioni lungo le rive da parte di Edison. Furti nei camerini del teatro, licenziata l'ex dipendente. La donna ha vinto intanto una selezione a Cagliari. La fondazione del Teatro Lirico Giuseppe Verdi ha licenziato la dipendente incastrata dalle telecamere piazzate dal commissariato di polizia di San Sabba a rubare nei camerini. Il caso, gestito con riservatezza dal Verdi, il sovrintendente Giuliano Polo anche oggi preferisce non rilasciare dichiarazioni in merito, era emerso la scorsa primavera. I furti si erano ripetuti nel tempo con le stesse modalità. Gli artisti si esibivano, lasciavano i portafogli nei camerini e alla fine delle prove o degli spettacoli si trovavano alleggeriti. Le querele di alcuni artisti e musicisti andati in scena al Verdi erano arrivate alla polizia un anno fa. Lo stesso sovrintendente, in rappresentanza del Verdi, aveva presentato denuncia a tutela del personale, degli artisti che arrivavano ad esibirsi a Trieste nell'immagine proprio del teatro lirico. A quel punto gli uomini del commissariato avevano avviato le indagini, piazzando delle telecamere fuori dai camerini. Dal materiale raccolto era partita la denuncia della questura nei confronti della flautista, che è alla fine risultata la colpevole. La Fondazione del Verdi, di fronte a un comportamento ritenuto contrario alle regole contrattuali, una valutazione slegata da quello che sarà l'esito del procedimento penale, ha prima attivato un procedimento disciplinare e dopo l'iter previsto in questi casi, assumendo un provvedimento disciplinare, ha licenziato le dipendente. Lo scorso dicembre la donna ha partecipato a una selezione indetta al Teatro Lirico di Cagliari che prevedeva che i candidati non avessero ricevuto sanzioni disciplinari per un'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato nel ruolo di maestro collaboratore con funzioni amministrative ed è risultata vincitrice. Sull'altipiano tornano le nozze carsiche. 2 fidanzati si fanno avanti a Morrupino. Dopo l'edizione 2022 si temeva un nuovo lungo stop, ma una coppia di promessi sposi si offre per l'antico rituale, la tradizione che dunque verrà rispettata a Morrupino. Sosta dei residenti a Muggia, emessi finora 514 bollini, lo strumento elettronico attivo da febbraio, cade il tubo di un'impalcatura, chiuso l'ingresso della Pascoli a Duino, a Aurisina, nel cantiere della scuola primaria, in particolare di Sistiana. Il riconoscimento del comune a Marco Bazzara per il profumo al caffè premiato agli Awards di Parigi. Marco Bazzara, che è della dinastia della famiglia Bazzara, che in quanto a caffè, a torrefazione ne sa e come, è stato ricevuto ieri dal sindaco. Vediamo questo incontro fra i due. Bazzara, con le più sentite congratulazioni per aver conseguito il premio più prestigioso come miglior profumo naturale dell'anno. Marco Bazzara ha ottenuto un grande successo ai New Luxury Awards di Parigi, aggiudicandosi il premio più prestigioso come miglior profumo naturale dell'anno. Unico triestino a vincere questo premio e primo italiano dopo molti anni. Il sindaco Roberto Di Piazza gli ha quindi consegnato un riconoscimento nel salotto azzurro del municipio. Quest'anno ho avuto la fortuna di riuscire in finale ad ottenere questo primo posto come miglior profumiere dell'anno. Oltretutto vincendo a Parigi questo contest di profumeria naturale famoso, internazionale, quindi un rimando, un respiro internazionale, porta fondamentalmente Trieste all'apice e alla vetta. Questo grazie anche a anni di studio, ma soprattutto di pratica, grazie all'apporto di grandi esperti, ma anche di un filone familiare che porto avanti da anni, collegato a quello che è un ambito sensoriale prettamente connesso al caffè, ma dal caffè poi sono riuscito, come dire, ad espandere questa mia passione a tutta una serie di universi sensoriali per poi approdare a quello che è il mondo incredibile della profumeria.
La nota famiglia triestina del caffè ha colto l'occasione per annunciare lo svolgimento dell'8ª edizione del Trieste Coffee Experts il prossimo dicembre. Sì, da promotori, poi per quello che riguarda il mondo del caffè, il nostro scopo è quello di fare rete il più possibile, quindi di unire diverse realtà internazionali e nazionali per parlare di caffè, ma parlare di caffè da un punto di vista di sostenibilità, di educazione, di innovazione e soprattutto di amicizia, perché questo rappresenta il mondo del caffè. C'è stato un allarme cinghiali a Muggia, ne ha parlato con noi il sindaco Paolo Polidori dopo aver ricevuto diverse segnalazioni del suo territorio. Andiamo a vedere il servizio realizzato ieri da Umberto Bosazzi che richiama in causa una questione che Trieste conosce bene. Il filmato inviato da una cittadina al comune rende evidente un dato, che anche Muggia deve affrontare l'emergenza cinghiali. Il sindaco Polidori ha preso atto della situazione, invero relativamente nuova per la cittadina istroveneta, ma che sta causando già danni e seri problemi, ed intanto esorta gli abitanti a mettere in atto vere e proprie difese dei propri fondi. Attenzione a recintare anche sottoterra, quindi nel mezzo metro sotto il livello del terreno con reti elettrosaldate e cominciare a fare prevenzione, perché questa è la cosa più importante. Non basta, per far fronte al problema il primo cittadino ha predisposto un'ordinanza che di fatto individua e sanziona quel comportamento apparentemente innocente ma che in verità esercita un ruolo non da poco alla base del fenomeno. Tra l'altro in linea anche come ha fatto il Comune di Trieste, proprio perché l'emergenza sta aumentando, un'ordinanza di divieto assoluto di dare cibo agli animali e questo dovrebbe, spero, essere un deterrente, quantomeno per far prendere coscienza alle persone di quanto il fenomeno comincia a essere preoccupante, anche per l'incolumità delle persone stesse. In coda, Polidori sottolinea come la disposizione regionale al momento obblighi alla cremazione delle carcasse degli animali abbattuti per arginare i pericoli, con un dispendio economico significativo per le casse comunali. Meglio sarebbe, valuta il sindaco, ritornare ai centri di macellazione. Per cui un appello anche alla Regione che metta mano di nuovo alla normativa per poter vedere di nuovo questa come una risorsa, quindi anche consumare la carne di cinghiale invece di doverla smaltire in appositi centri con costi elevatissimi. Siamo ora allo sport, alla pagina sportiva del Piccolo, un ritmo da big dall'inizio della gestione Tesser. Solo il Padova ha fatto un punto in più dell'Unione, che è seconda, quota 13, assieme al Vicenza, chiaramente da quando è tornato Tesser, questa mini classifica del ritmo diverso che Tesser ha portato a Triestina. Tra le compagini più in forma del periodo, l'Atalanta, che sarà prossima avversaria proprio dei rossolabardati. Dalla società, penalizzazione e inibizione, ricorso al collegio di garanzia. La Triestina non si arrende sul punto di penalizzazione che le era stato inflitto per le irregolarità sul deposito della garanzia fideiussoria e fa ricorso al collegio di garanzia del CONI. La penalizzazione assieme a 10.000 euro di ammenda e all'inibizione per 6 mesi del presidente Ben Rosenzweig era arrivata lo scorso 17 ottobre dal Tribunale Federale Nazionale. La motivazione riguardava la garanzia fideiussoria non conforme presentata ad agosto, quella per la quale si erano poi aperti anche il caso Olivieri, finito comunque in modo positivo con il regolare tesseramento del giocatore. Calcio giovanile, doppio impegno a Gradisca degli azzurrini under 15 contro la nazionale slovena. Ruzier fuori gioco, il playmaker di Trieste deve fermarsi almeno una settimana, Ross in dubbio per Reggio, contratto al giovane Obliubek, qui in miniatura la foto del giovane della pallacanestro Trieste. Nell'altra foto invece Michele Ruzier, che deve fermarsi per la distorsione alla caviglia, in questa foto durante un'azione da gioco. L'Italia si impone 32-25 sulla Tunisia. Da Piran in evidenza, pallamano ai mondiali maschili, esordio con i fiocchi della nazionale azzurra, e c'è anche il triestino Gianluca Da Piran che si è ben distinto con la maglia della nazionale. Poeta nella scia della grande Mike D'Antoni, scrive Alberto Martellossi in questo articolo. E poi alla World Cup 2025 il 7 rosa inizia bene, battendo 16-9 Israele. L'Italia del CT Carlo Silipo sempre avanti nel punteggio, un gol per la bardata Colletta, Cergol firma un assist, finita
16-9 fra Italia e Israele nella pallanuoto femminile. Trieste in trasferta con l'Ortigia Siracusa, siamo alla pallanuoto maschile in questo caso, nella Serie 1 maschile. Primo impegno dell'anno della squadra di coach Mirarchi, nessun timore, dalla Sicilia vogliamo il bottino pieno. Qui c'è in foto Dejan Lazovic, portiere della pallanuoto Trieste. Accanto invece a Canoa Polo, International Meeting di Lignano Sabbiadoro, 3 squadre in acqua per il Circolo Marina Mercantile Sauro. Tergeste impresa con Asiago e della 2020 KO 21-1 a Vicenza per l'Hockey Inline nella Serie A. Sempre di Serie A parliamo, ma di calcio. Il Milan risale, rimonta rossonera a Como per avvicinarsi alla Juventus, ennesimo pari con l'Atalanta. A Torino aspettano Colo Muani. Qui il risultato Como-Milan 1-2, Atalanta-Juve 1-1. E c'è tutta la spiegazione delle partite, di come è andata nelle due competizioni. Che fenomeno, Joao Fonseca batte Rublev e sfida Sonego nelle Australian Open, il 18enne di Rio che ha vinto e si sta mettendo in mostra. La Slovenia vuole il Tour 2029, il Friuli Venezia Giulia sogna, la piccola nazione ci crede, forte dei suoi campioni, a nord-est possibile tappa transfrontaliera. Qui in foto i sindaci di Nuova Gorizia e Gorizia con Urbani e Lozei, i patron delle tappe, e c'è quindi la possibilità di vedere il tour anche all'estero, con il retroscena che parla di un connubio nel ciclismo tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia per un prossimo futuro della corsa in bici. Adesso con il piccolo chiudiamo dunque la rassegna, siamo ormai alle pagine dei programmi televisivi. Vi ricordo che tra poco saremo in compagnia del consigliere regionale di Forza Italia Michele Lobianco, a seguire dalle 9 alle 10 con noi Zeno Saracino, giornalista e docente, con il quale parleremo oggi delle tracce dell'impronta che hanno dato gli statunitensi a Trieste, frutto di cenni storici che Saracino ci spiegherà nel corso dell'ora che passeremo assieme. Ci fermiamo per la pubblicità, torneremo tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, un buongiorno, un benvenuto, un ben ritrovato anche con me. Lo dicevamo prima, il calendario voluto che molte volte quando era presente, il qui presente consigliere regionale di Forza Italia Michele Lobianco, c'era sempre Laura Buccarella, oggi le tocca stare con me. E oggi invece ho il piacere, perché sennò così per il piacere dell'alternanza, ecco. Esatto. Ecco, e quindi oggi ho il piacere di stare con te, caro Bernardo. Un buon inizio anno Lobianco questo? Beh, insomma, è un buon inizio anno con impegni, con come dire, tutta una serie di lavori che sono imminenti in Consiglio regionale, tra cui una legge sulla casa che verrà come dire, illustrata tra poco, perciò io non preannuncio ciò che l'assessore Almirante chiaramente rappresenterà, ma insomma è un'importante legge che consentirà ai cittadini di Friuli Venezia Giulia di ristrutturare casa con anche degli apporti, dei sostegni finanziari. D'altronde la regione Friuli Venezia Giulia permea tutta la vita dei nostri cittadini, da quando, ecco, quando mi viene chiesto, no? Quando noi andiamo a fare la benzina, ricordiamoci che dietro quel pieno di benzina o i litri che c'è la regione Friuli Venezia Giulia con un bonus non da poco, perché sennò noi pagheremo come, ecco, e quindi ci sono oltre 50 milioni di euro. Quando chiediamo, non so, un bonus per mettere i pannelli fotovoltaici, c'è l'impegno nostro in regione per creare una legge affinché si abbiano queste cose, o tutti i bonus per sostegno della natalità. Insomma, ci è sempre detto, oggi in questi giorni ci sarà, cioè a breve, questa illustrazione, si parte con questa legge, che è anche una legge importante, e poi, attenzione, questa ancora un po' più tecnica, in itinere l'illustrazione categorie come dire, professionali e non solo, la legge delle leggi su una sorta di grande piano regolatore di tutto il Friuli Venezia Giulia. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, insomma, ecco. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulotta,
a lei consigliere Lo Bianco. Buongiorno signor Pregas. Sento lo scritto, trova a ritroso, io già che anche lei Lo Bianco, anche di sportista di Forza Italia, io ho scritto, mi sono soffermato, diciamo, per questo accanimento mediatico che puerile contro Berlusconi, sì. Perché dal mio punto di vista, come ho preso dai giornali, ma io so, perché vabbè, insomma, anche intanto dopo che diciamo non c'è più come altre volte, adesso ora c'è la trasmissione Report con Ranucci, suoi insomma giornalisti, perché qua viene preso solo in considerazione che lui praticamente sarebbe, mentre una persona diciamo connessa alla mafia, mentre diciamo quando ha fatto tante cose con provvedimenti del governo, sequestri, il 41 bis, insomma, come si può dire, guardare in questa unica direzione, mentre diciamo ci sono altre da vedere, altre, insomma, come si dice, mi sembra, no, comunque con questo è che io scrivendo sono più... Certo. Volevo un attimo sottolineare sì, anzi, questa roba qua. Grazie. Mi sembra giusto. Anzi, Grazie. la ringrazio signor Pregas per la sua telefonata e che pone, come dire, l'attenzione su quello che è accaduto in quella trasmissione di Report. Io guardo Report, anche apprezzo molto il carattere di indagine che fanno le loro inchieste anche su altre cose. Devo dire che quello che è accaduto l'altra sera con questo accanimento, io e i colleghi Andrea Cabibbo e Roberto Novelli abbiamo fatto un comunicato stampa tra cui c'è un passaggio molto forte dove diciamo chiaramente che anche dopo la morte, anche con la morte, la persecuzione continua. Cioè averlo dipinto, descritto in quella maniera, insomma, è irricevibile, è qualcosa, c'è un accanimento, ripeto, anche ormai da oltre un anno dalla sua morte, si continua su quel filone. Veramente... È incredibile che ci si accanisca in una maniera così, come dire, non trovo un aggettivo, anche perché se dovessi trovare un aggettivo quello giusto avrei anche querelato dopo e quindi lasciamo stare. Comunque la ringrazio e insomma io spero che, non so, io ho 60 anni, spero che sta cosa finisca e che magari ci sia un giornalismo d'inchiesta in altri luoghi, ma insomma lasciamo in pace, ci deve essere anche in certi casi una pietas umana, insomma, no? Non è possibile continuare su quel binario costantemente, continuamente, quando ormai, insomma, il Silvio Berlusconi è chiaramente nelle menti, ecco, come lei ha raccontato, ha fatto tante cose, tra cui ricordo quando c'erano ancora le lire, Silvio Berlusconi si rese conto che non si poteva più vivere con 500.000 lire e aumentò a 1 milione di lire le pensioni. Se oggi non vi fosse stato quell'aumento, la pensione a 1 milione di lire col cambio euro, oggi sarebbero stati 250 euro le pensioni di vecchiaia e le mine. Quindi ogni tanto ricordiamo e lasciamo stare, insomma, rimandiamo, uso il termine molto raffinato, al mittente in un altro modo tutto ciò che è stato dipinto in quella trasmissione, che io apprezzo per altri contenuti, perché potremmo parlare di altri, ma no, quello è stato un attacco vergognoso, indecente, indegno a una figura, insomma, che ha caratterizzato la nostra nazione. Ancora una telefonata, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Un saluto a tutti e anche a Michele Lo Bianco che è di nuovo ospite da voi. Sono la signora di Prosecco, quella che ho già parlato diverse volte con, allora era consigliere comunale di Prosecco, cioè io sono di Prosecco e volevo parlare la questione del cimitero di Prosecco, ma si ricorda forse... Come no? Lei, certo, sì. Io ero assessore, avevo tra i vari le deleghe i servizi cimiteriali, certo. Sì. Quindi adesso, mi racconti, mi racconti? Ma sono passati un paio d'anni, diciamo, e non è cambiato niente. E anche a Trieste per la cremazione si aspetta tanto, il forno crematorio. Solo questo. Ok, quindi il cimitero di Prosecco aveva il tema dei loculi che erano
Sì, adesso ricordo, sì, sono certo, pieni, e quindi poi abbiamo mancano altri. utilizzato il cimitero di Contovello per chi volesse essere Sì, ma non è la stessa cosa, diciamo, vabbè, non insomma, è che... no, ma ricordo, quindi, guardi, la cosa che io posso fare è questa, finita la trasmissione, contatterò gli uffici, anzi, l'assessore che oggi mi sostituisce in questo, e gli uffici per fare un punto nave sulla situazione. Ecco, questo... Sì, ma non è solo per il cimitero di Prosecco, anche per quello di Sant'Anna. ma dico questo, no? Perché so che io ho lasciato... Si aspetta tanto per una cremazione, mi sembra che sia... I tempi della cremazione, guardi, io so, insomma, so anche per, ahimè, motivi personali di vicinanza a famiglie e di amici che hanno avuto tempi assolutamente normali, ecco, deceduto in 4 giorni, 5 giorni, insomma, comunque mi informo su questo e cerco di sensibilizzare sul tema, va bene? Perché a Prosecco non è cambiato proprio niente da quel... Signora, io, come dire, ho compreso, capisco, mi ricordo bene, io ripeto, mi impegnerò su questo a trasmettere questa rinnovata richiesta di sensibilità e di messa a posto, vuoi dei loculi di Prosecco, vuoi dei tempi sulla cremazione, sulla quale però mi sento di dire deve essere partita la gara per fare una nuova, perché ce ne sono in realtà già 3, sarebbe il 4º forno di cremazione, ma insomma il nuovo forno di cremazione che ricordo anche là quando si parla, no? C'era €1 milione, poi siamo stati obbligati a modificare il progetto per creare dei filtri, non dei filtri, degli aspiratori? No, quelli che controllano, insomma, dei congegni che vanno a controllare la diossina in cima al comignolo, insomma, con altre 400.000. Comunque, queste cose poco interessano, l'importante è fare il nuovo forno di cremazione. Me ne occupo. Grazie signora. La ringrazio. Grazie signora, grazie. I sensori di diossina, dei fumi, no? Ecco, vabbè. Allora, tra poco saremo collegati con Gianluca Paladin, che si trova in via Rossetti, via Canova, dove questa mattina abbiamo sentito dall'assistente scelto della polizia locale Cernecca c'è stata la rottura di un tubo idrico, la strada è chiusa, faremo il punto di questa situazione in compagnia del collega, appena sarà pronto ci spiegherà direttamente tutto lui. Nel frattempo vado a leggere alcune mail. Bene. Una di queste guarda alla galleria. Buongiorno, la galleria Sandrinelli è stata chiusa per una settimana, gli autobus potevano passare ma non i taxi, e questo a discapito dell'utenza. I 30 anni di piazza, i 30 anni di piazza, mai visto una cosa del genere. Buona giornata Roberto, penso che sia i 30 anni di piazza. Di piazza, i 30 anni di piazza. Allora, oppure di piazza, la piazza, non lo so. No. Ah no, bravo, no, perché giustamente è un termine dei tassisti, no? Sì, di piazza, di stare in piazza. Allora, esatto. No, 30 anni di servizio, come dire. Di servizio, no di piazza, 30 anni di piazza, perché loro, ecco. Guardi, abbiamo appena sentito che c'è un collegamento adesso in via Canova, no? Sì. Dove c'è un tubo dell'acqua che si è rotto. Allora noi abbiamo la necessità e quindi bene intervenire per andare a sanare tutte le tubazioni che abbiamo nel sottosuolo. Dopodiché, e quindi bene essere intervenuti nella galleria Sandrinelli, così come si è intervenuti in via San Michele, in via Ginnastica, e si interverrà in tutta la città, laddove ci sono i punti, si chiamano di repere di queste infiltrazioni. Sul fatto che è stato interdetto ai taxi di poter attraversare la galleria, guardi, io immagino c'è stato un ragionamento tecnico, ecco. Probabilmente gli autobus erano, insomma, io non essendo più in comune e in regione non ho seguito e non seguo la tecnicalità precisa per cui sono stati esclusi i taxi e sono stati lasciati gli autobus. Immagino che gli autobus, chiudere il traffico agli autobus sarebbe stato
veramente deleterio dal punto di vista di tutto il sistema di trasporto, perché un autobus ha meno agilità di spostamento ed è stato fatto veramente con un grande compromesso. Già gli autobus sono stati un grande compromesso per poterli accogliere all'interno comunque di un cantiere di lavoro. Ecco. Il taxi, che è più agile nello spostamento, ha potuto trovare vie alternative, però mi credo, seguirò, mi informerò del motivo per cui, anzi, e se dovesse mai accadere risegnalerò l'esigenza che invece della categoria professionale dei tassisti di poter invece utilizzare regole uguali a quelle degli utenti, dei conducenti d'autobus. Altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Volevo capire, è stato emesso dal Comune di Trieste un bando per il caregiver. Per? Per i caregiver. Sì. Sì. No? Sì. Ecco, è stato poi fatto la graduatoria e sono state accolte circa 150 domande. Anche ho chiamato l'ufficio competente una volta uscita la graduatoria e mi è stato risposto che dalla regione c'erano i fondi solamente per 28 persone. A che mi domando? Innanzitutto questa cosa non era stata scritta nel bando e quindi le altre 120 persone che sono state inserite nella lista, e il Comune mi ha risposto che o la regione troverà altri fondi, altrimenti non si sa. Bene. Quindi volevo capire. Sì, le rispondo. Ok. Le rispondo. Grazie della domanda. Grazie. Allora, signora, grazie della telefonata. Cosa accade? Accade che la Regione fa una legge, la finanzia, ovviamente non la finanzia solo per Trieste, ma per tutte le città e quindi tutte le realtà della Regione Friuli-Venezia Giulia, e ha un budget, ha un tot milioni di euro di finanziamento. Questa è la prima parte, come dire, la prima parte di questa fase legislativa. Vedremo se riusciamo a rimpinguare i fondi. Per avere io modo sono ottimista, perché, ma insomma, e quindi andremo a vedere se ci sono fondi in una prossima variazione di bilancio che la faremo a luglio, una legge finanziaria di variazione di luglio. Lì vedremo se avremo dei fondi da poter rimpinguare, e attenzione, rimpinguare non solo su Trieste ma su tutta la regione. Quindi guardi, questo accade normalmente con molte realtà, insomma, dove esistono i fondi di contributivi a copertura, di tutte, a tutto il tempo. Quindi io ripeto, si abbia un po' di pazienza e ci rivediamo magari entro luglio, dai. Andiamo che è la fase di variazione. Andiamo da Gianluca Paladini, che come detto si trova fra via Canova e via Rossetti per questa rottura di un tubo, ma ci spiega tutto di più il collega. Buongiorno. Buongiorno Paladini. Buongiorno Bernardo. La rottura di un tubo dell'acqua all'angolo tra via Rossetti e via Canova, operai sul posto a Cegas che si sta subito impegnando per le riparazioni. Vedete, proprio in questo momento sono iniziati i lavori per forare l'asfalto dove è scoppiata la conduttura d'acqua, che ha di fatto alzato il manto stradale, crepandolo e facendo fuoriuscire acqua sia dalle fessure formatesi appunto sull'asfalto, sia dai tombini circostanti. L'area è stata, come vedete, transennata e chiaramente le automobili adesso sono in fila, soprattutto su questa direttrice, perché non si può girare a destra, non si può venire su dall'altra parte, la strada è bloccata. I lavori saranno in corso e quindi hanno dovuto interrompere la fornitura di acqua. Tra l'altro vedete qua è tutto fango perché praticamente essendo fuoriuscita l'acqua ha portato su anche alcuni detriti. Qui i cartelli a delimitare l'area, gli operai sono arrivati immediatamente, c'era anche la polizia locale per la chiusura e per la prima gestione della viabilità, quindi già il cartello è stato messo della manutenzione della rete dell'acqua e quindi si sta procedendo e bisognerà procedere anche velocemente. Trivella al lavoro per creare appunto lo spazio di intervento e quindi forare l'asfalto, poi verrà riparata la tubazione. Sappiamo che la rete idrica insomma
ha una certa età, quella triestile, quindi non siamo nuovi a episodi del genere, così infatti ci sono anche i monitoraggi, i lavori proprio nella Galleria Sandrinelli, che è stata chiusa per una settimana proprio per verificare lo stato dell'arte appunto del sottosuolo, dei sottoservizi. Anche qui immagino bisognerà fare un altro monitoraggio, però tra l'altro siccome le persone sono senza acqua, ecco, guardate, qui hanno istituito una centralina provvisoria, chi avrà bisogno potrà prendersi l'acqua con i secchi, e quindi in questo momento questo è come dire, il punto emergenza per chi ha bisogno in extremis di ricevere acqua. Siamo, dicevamo, all'angolo con via Canova, via Rossetti angolo via Canova, e quindi una direttrice anche molto importante della città. Perciò i lavori continueranno fino alla fine dell'ultimazione dell'opera. Guardate, stanno proprio togliendo i pezzi d'asfalto, ormai dovranno rimuovere fra poco, penso, i primi detriti per poter intervenire sulla tubazione. L'area è stata completamente recintata e ovviamente chiusa, nessuno può passare per di qui. Questa è la situazione che vi mostriamo in diretta dopo l'emergenza scoppiata in realtà questa notte. Poi alle prime luci dell'alba la chiusura della strada e appunto adesso l'intervento di Acegas, APS AMGA per proseguire il prima possibile. Guardate poi quanta fila si è formata fino in fondo, appunto perché non si può girare alla mia sinistra, alla destra, appunto per chi arriva con la macchina. Speriamo che non sia un disagio troppo grande, però insomma è una direttrice molto percorsa della città. Alcuni curiosi qui intorno a guardare, perché comunque la città è viva, ci sono anche esercizi commerciali qui attorno, magari poi adesso in fuori onda andremo anche a chiedere a qualcuno. Nel frattempo, salvo novità che potrei comunicarvi, vi restituisco la linea. Sì, Gianluca, come suggerisce saggiamente il consigliere Lobianco, da capire principalmente se questa rottura ha comportato la mancanza di erogazione del servizio acqua a diversi condomini. Questo non so se è una nota che possono darti. Sì, tutto il quartiere senza acqua. Ecco. Tutto il quartiere. Che magari venivano deviati gli allacciamenti. È più complicato, no? Perché noi vediamo tanti lavori per strada che non inficiano, diciamo. Sì. Gentilissimo. Prego. Sì, prego. No, confermavo che il quartiere è senza acqua, quindi insomma bisogna un attimino adattarsi in questo contesto. Proprio per quello è stata istituita quella centralina, quel rifornimento d'acqua da utilizzare appunto per le persone che con i secchi possono raccogliere l'acqua di cui hanno bisogno. Comunque attendiamo aggiornamenti anche noi, adesso parlerò con gli stessi operai, col capocantiere, vediamo cosa mi raccontano. Vi cedo di nuovo la linea. Grazie a Gianluca Paladin che ci ha raccontato. Non è cosa poca, una cosa seria, perché insomma noi vediamo tanti cantieri in città ma che non vanno a inficiare che sono programmati più che altro, no? Sì, che sono programmati ma che non inficiano poi sull'approvvigionamento di acqua, di corrente elettrica, tranne qualche volta il gas quando si deve fare. In questo caso vi è questo elemento emergenziale. C'è una telefonata. Sentiamola subito, buongiorno. Sì, un buongiorno a voi. Prego. Volevo domandare se ci sono notizie del saliscendi in via della Cattedrale per i bagni per i portatori di handicap, se c'è qualche novità a riguardo, perché come ho telefonato molte volte a tanti politici che hanno confermato l'interessamento di questo saliscendi in via della Cattedrale, dato che gli handicappati non possono usufruire di un bagno avendo le scale, essendo l'unico bagno di tutta la piazza. Volevo sapere se ci sono novità, grazie. A lei? Guardi, io non ho novità, ma non essendo in comune può essere che mi sfuggano le novità. Ad ogni modo farò una telefonata e mi informerò su questi bagni che di cui ho ben contezza dell'esistenza e di quel servoscala, no? Ecco, che chiaramente, come lei racconta e ci ha già raccontato più volte, non funziona. Quindi guardi, me ne occupo, vedo di capire a che punto è, ma vedo di capire se esistono anche
insomma, delle soluzioni alternative, ecco, tutto là. Grazie della telefonata. Ho una mail, caro Bernardo, caro amico Michele, da Claudio Visintin. Visto l'arrancare di stipendi e pensioni, che ne pensa il ripristino della scala mobile? Può intervenire in Regione per equiparare al costo della vita? Grazie e buon lavoro. Signor, saluto con affetto il signor Claudio Visintin e la Graziella. Allora, la scala mobile è un elemento, intervenire in Regione affinché a livello nazionale ovviamente si intervenga. Guardi, queste sono tecnicalità molto complesse, perché come diceva Bernacca, se un battito d'ala in Argentina può scatenare un tifone in Texas, no? Quando si toccano certi, indubbiamente il tema delle pensioni e soprattutto di quelle più basse con l'inflazione è un tema che il governo sta affrontando e affronterà e di cui avremo contezza alla fine della legislatura, perché indubbiamente una pensione di vecchiaia a 620 euro o insomma giù di lì, o, insomma sono pensioni con le quali obiettivamente è impossibile vivere, e chi riesce a farlo è veramente una persona che riesce a trovare tutti gli artifici possibili. Questo è il tema. Lei ha raccontato qualcosa di importante. La Regione ha iniziato, vedi, la Regione, grazie di questa domanda, la Regione ha iniziato un percorso di sostegno, piccolo, modestissimo, ma è iniziato un percorso dove direttamente attraverso l'INPS a coloro i quali sono i soggetti di pensione minima dà i 350 euro come inizio di una sorta di 14ª, no, della pensione. Cerchiamo di fare un percorso che anche questo, a fine legislatura regionale, ci sarà una crescita in questo. Il vero tema che lei ci rappresenta è questo, perché l'inflazione galoppa, ha un suo percorso, la vita in genere, al di là dell'inflazione, ha dei costi, e le pensioni, tutte, ma soprattutto quelle categorie più deboli, devono avere un adeguamento, insomma è una crescita. Ho citato prima, mi sia consentito di nuovo di ricitare Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ebbe la sensibilità in anni passati di aumentare quelle pensioni da 500.000 lire a 1 milione. Ricordo e sottolineo in quali condizioni oggi saremmo se Silvio Berlusconi, Forza Italia, non avesse aumentato a 1 milione di lire. Se fossero rimasti a 500.000 lire, il cambio all'euro sarebbe 250 euro di minima. Ricordiamo ogni tanto, perché dopo tutto passa, tutto si dimentica. Il governo, sia nazionale, con l'aiuto poi anche di una nostra spinta regionale, deve portare a casa, deve dare risposta a questo. La scala mobile è qualcosa di grande che va indubbiamente che va a intaccare più elementi, e come ho detto prima bisogna stare attenti a intaccare questo tipo di elementi di premialità che poi fanno a scassare il sistema pensionistico, che è lì. Ma insomma, adesso c'è una telefonata, magari sul sistema pensionistico potrebbe invitare qui un direttore dell'INPS o un esperto. Certamente. Guardi, sarebbe bello avere qui uno che è esperto sui sistemi pensionistici per raccontare un po' il nostro sistema, che è misto, contributivo, retributivo, il retributivo passato, e oggi nella precarietà del lavoro il problema è trovare chi paga le pensioni. Ma questo andremo avanti, qua serve una persona che chiaramente racconti. Guardi che è interessante questo, il sistema pensionistico, raccontarlo, il punto nave della situazione, cosa è accaduto nel passato, cosa è oggi e cosa è la visione futura. È cosa molto seria. Ancora una telefonata prima della pubblicità, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Prego. Volevo solo evidenziare un aspetto che ho sentito che mi sono meravigliato. Prego. Sul discorso dei caregiver che sollevava una signora che è rimasta senza finanziamento. E mi è venuto in mente che la Regione finanzia chi posiziona pannelli solari
col 40% del costo che rimane dal 50% che viene già scontato dallo Stato, il che mi sembra la considerazione fra le due cose veramente uno sbilanciamento. A mio avviso andrebbe ha dato più soldi a queste persone che assistono delle anziani che non a chi ha già il 50% di sconto sul suo impianto fotovoltaico. Poi sul discorso come si chiama, della contingenza eccetera, noi dal 2000 acquistiamo il denaro che spendiamo e a costo, cioè dobbiamo pagarlo. Prima invece avevamo la lira che era emessa direttamente dalla nostra Banca d'Italia, non avevamo il pareggio di bilancio e quindi tutto questo ha comportato che, avendo tutto questo carico di regole e di spese, bisogna comprimere e chi ci rimette sempre sono le pensioni e la sanità, come si sa, come anche con casi eclatanti che sono successi recentemente, che sono veramente una roba incredibile, che uno non viene accolto per essere operato perché non ha fatto dei vaccini inutili. Grazie e buongiorno. A lei, grazie. Buongiorno. La risposta rapida che poi ci fermiamo per la pausa. Io seguo sempre il signor Gino, Tele4, quindi il signor Gino conosco le sue posizioni, eccetera. La risposta rapida è che il tema del caregiver con i pannelli solari sono due temi diversi, anche se li ha messi insieme. L'uno non esclude l'altro nel sostegno e, ripeto, ci sarà un rifinanziamento a luglio sicuramente, insomma. Auspico questo, ma non c'entra quella cosa lì. Sull'altra parte il tema è del costo del denaro eccetera. È chiaro che non sono un economista, ma è che non è che noi potevamo continuare a stampare denaro e aumentare noi l'inflazione per aumentare le pensioni, perché il sistema non sarebbe collassato comunque, ma mi fermo qui. Dobbiamo andare in pubblicità, una breve interruzione, ci rivedremo tra poco. Di nuovo con voi in diretta con Sveglia Trieste e con il consigliere regionale di Forza Italia Michele Lubianco. Tra poco ci ricollegheremo con Gianluca Paladin per un nuovo aggiornamento dall'incrocio fra via Canova e via Pascoli. Che peraltro, ecco, c'è la telefonata, peraltro guardando le immagini facevo una riflessione, perché quando ero ragazzo, eccetera, piccolo, c'erano proprio gli uomini con i martelli pneumatici. Abbiamo invece l'innovazione, il Bobcat con il... con il martello pneumatico. Pensa come cambia e come si velocizza, ovviamente, perché una volta c'erano tutti con i compressori. Chi ha un'età della mia, insomma, si ricordano i grandi compressori, quelli già gli facevano un rumore, poi c'erano sti stantufi, ste robe, vapori, e questi, ma come cambia. Prego, chiedo scusa alla telefonata. Sentiamo chi è in linea, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno a loro signori. Buongiorno ai triestini e ai friulani. Buongiorno. Saluto il signor Visentin che mi ha menzionato ieri nel bene. È vero. E nel male sono tutte quelle coccolone che mi dicono ma voi friulani mangiate gli uccellini. E potevo anche rispondere, no? E voi che non il pesce lo lasciate morire lì sul bancale e poi... E anche se è morto oppure è sofferente, lo cucinate anche a fuoco vivo. Cosa potevo dire io? Non ho detto niente perché le poverine, le coccolone. Va bene. Allora, al signor Lobianco, che è il mio materasso di fiducia... Permaflex, ricordo una volta c'era Permaflex, c'era addirittura Celentano che faceva la pubblicità. Con le scrofie del grano turco, già anche quello bisognerebbe darle. Come no. Voglio dire, non ci sono soldi, signor Lobianco, non la sento. No, la sento io. Non sono soldi, no? Però se facessimo un discorso di un buon padre di famiglia, chiudere a chi arriva qui senza documenti, praticamente. E poi perché
Perché dobbiamo dare assistenza a questi che non hanno niente? Gli diamo l'alloggio, gli diamo il vitto, gli diamo la sanità, eccetera. E cosa ci danno? Ci danno solo caos. Voglio dire, perché a un certo punto dobbiamo dare soldi all'Ucraina perché continui la guerra? Siamo complici? Vergognatevi che siamo complici, io mi tiro fuori. E poi il bonus, diamo bonus a chi ha la macchina grossa che può anche mantenersela oppure cambiarsela, ma non diamo il bonus al poveraccio come me che ha una macchina di 25 anni. No, non posso avere il bonus perché non ho 1.000 euro per poter dare l'acconto. Ma è possibile questo? Un buon padre in famiglia queste cose si vergognerebbe, e voi invece una bella faccia che la vedo lì adesso, se avessi la mano lunga gliele darei di santa ragione. Grazie e mandi. Grazie. Allora Lo Bianco, parcheggi un attimo la fuga della risposta, ma no, perché ci spostiamo da Gianluca Paladin che è la prima volta, questa la trasmettiamo questa. Sì, questa la riprendiamo, dai. Però questa va ripresa. Andiamo da Gianluca Paladin per gli aggiornamenti su questa rottura del tubo idrico tra via Canova e via Pascoli. Gianluca. Sì, esatto Bernardo, tra via Canova e via Pascoli, rottura del tubo idrico, adesso è arrivata anche ITS Ecologia che lavora insieme ad Acegas. Vi confermiamo che tutto quest'ultimo tratto di via Pascoli è senza acqua, motivo per cui prima vi abbiamo mostrato anche la centralina provvisoria di emergenza per raccogliere acqua con i secchi. I lavori dovrebbero durare tutto il giorno sostanzialmente, si cercherà di ripristinare il servizio idrico nel più breve tempo possibile. Intanto continuano le opere di trivellazione dell'asfalto per aprire la voragine, per permettere poi la riparazione di questo tubo di ghisa che è esploso, una crepa che di fatto ha fatto uscire moltissima acqua e ha alzato l'asfalto, l'acqua si è riversata per terra e prima vi abbiamo mostrato anche il fango. Quindi se facciamo il giro da questa parte vi facciamo vedere anche dall'altra angolazione quello che sta succedendo. Vedete, il mezzo è al lavoro per aprire l'area di intervento e poi ovviamente procedere con le riparazioni. Chiaramente la vetustà delle condotte idriche purtroppo ogni tanto ci ha portato ad avere esperienze del genere in città. Questa non è grave come altre viste in passato, però insomma comunque un minimo di disagio lo crea. Vi confermiamo che il bar all'angolo è senza acqua e quindi per esempio il caffè lo servono con la macchinetta automatica e in bicchieri di carta, perché non hanno la lavastoviglie per poter lavare piatti, cucchiaini, tazzine eccetera, e quindi insomma ci si arrangia come si può. C'è però un clima di tranquillità, non vedo assolutamente persone protestare. Poi queste cose purtroppo possono succedere, quindi di qui insomma l'intervento di Acegas APS Anga insieme a Italspurghi, ITS Ecologia, per procedere il più velocemente possibile. Tutto il tratto di via Pascoli è stato chiuso. Poi ci dobbiamo anche spostare, vedete tutti i detriti che ci sono formati per terra, c'è del fango che appunto è stato portato su, quella terra che è diventata fango, portata su dall'acqua una volta che è fuoriuscita dall'asfalto, e quindi adesso anche chi passa qui deve stare attento a dove mette i piedi. Per carità è solo terra, però insomma comunque sia le scarpe si sporcano, anche le nostre. Infatti qui stanno procedendo gli operai anche per poter sistemare la situazione, e poi verrà eseguito l'intervento sul tubo di ghisa, che non sappiamo ancora diciamo così la rilevanza della perdita, perché come vedete l'asfalto deve essere ancora completamente spaccato, e quindi solo una volta che il danno sarà visibile all'occhio umano si potrà effettivamente quantificare la tempistica dell'intervento. Credo da quello che
abbiamo potuto capire anche parlando con le persone sul posto che si tratti di un intervento che occuperà quantomeno tutta la giornata, quindi un minimo di disagio effettivamente c'è. Strada chiusa, dicevamo, adesso vengono anche disposti i tubi, qui ci sono i cartelli a ben delimitare l'area di intervento e anche segnalare il traffico, poi la via chiaramente viene chiusa. Noi passeremo oltre fra poco, no, facciamo il giro dall'altra parte, anche perché voglio mostrarvi un'ultima volta le file che vi abbiamo fatto vedere prima. Vedete, tutta l'area è transennata, non si può passare. Qui ci sono diversi condomini in via Pascoli che ospitano famiglie. Qui il mezzo di Italspurghi e poi sbuchiamo di nuovo dall'altro lato, dove adesso sta passando la linea 22, vedete? Guardate, è veramente lunga la fila lungo la via, macchine e autobus, 4 autobus incolonnati, macchine ferme proprio perché non si può girare a destra in questo caso, e quindi insomma bisognerà attendere la fine dei lavori probabilmente stanotte oppure domani mattina. Naturalmente seguiteci negli aggiornamenti anche all'interno dei nostri telegiornali, perché vi diremo appunto lo stato dell'arte, quanto tempo effettivamente ci vorrà prima sia del ripristino del servizio che della viabilità regolare. Vi restituisco la linea. Allora, grazie dell'aggiornamento a Gianluca Paladin e dunque tutta l'utenza che ci sta ascoltando, che prenda i dovuti accorgimenti qualora avesse avuto intenzione prima di questa rottura di impegnare la strada e quindi cercare percorsi alternativi onde evitare di rimanere intrappolati nel traffico. Andiamo a ascoltare una telefonata, Lo Bianco, poi la lascio rispondere, dopo la lascio rispondere a Franco, ma non voglio far aspettare troppo. Chi è in linea, buongiorno. Beh, buongiorno, ho ascoltato il signor Franco che mi sembra un po' una vignetta caratteristica, diciamo così, di cartonistica del 2025. No, una domanda, parliamo di soldi, parliamo di economia, no? Che fine hanno fatto gli investimenti di $150.000 che sono serviti per tra parentesi, comprare questa pergamena che ha collocato il Friuli Venezia Giulia come regione d'onore, no? Che fu stata approvata dalla National Italian American Foundation e poi non si è più saputo niente. Cioè, io sono stato a queste manifestazioni, a questi convegni, a queste cene, e sono, diciamo, di carattere proprio affastoso, per cui non è che sia una cosa gratis. Allora io dico, abbiamo fatto i viaggi in Giappone, abbiamo fatto i viaggi negli Stati Uniti, abbiamo firmato dei memorandum of understanding con la Virginia, col Missouri, poi quando si rivolge alla regione per avere delle linee guida nessuno sa nulla. Cioè non c'è e parliamo dell'anno scorso, da maggio dell'anno scorso, sono passati più di quasi 12 mesi, 12 insomma 10 sicuri. Cioè io dico, queste organizzazioni che pur benvenute e che cercano di promuovere la regione e le attività regionali in giro per il mondo, devono avere un riferimento, devono avere una persona che in effetti è la risposta, non passare da un telefono all'altro, da un ufficio all'altro, aspettare mezz'ora. Cioè questo vi parlo in maniera competente perché mi sono occupato di queste realtà, diciamo così, sia friulane sia della parte del nord dell'Italia, per sviluppi appunto industriali, commerciali in giro per il mondo, e trovo che l'iniziativa sia buona, però succede sempre che si spendono dei soldi, saranno certamente a bilancio, però non si sa il risultato. Ecco, buongiorno. Grazie della telefonata. Ultima cosa, quando vediamo il caro signor Lo Bianco sindaco, o ci sono delle previsioni future per questa sua candidatura? Grazie, buongiorno. Domanda interessante. Guardi, grazie. Rispondo nel trittico delle cose. Intanto colgo l'occasione, anche lei ha rappresentato il signor Franco Lega da Udine Nord. Ero a Udine Sud negli studi di Tele4 qualche settimana fa, a proposito, non a Udine, non ho ancora raggiunto Udine Nord. Guardi, TV12. Guardi, voglio essere buono a inizio anno, quindi io la perdono perché non sa quel che dice. Ecco. E finisco là, perché poi addirittura, io so vuole anche darmi delle sberle televisive, mettiamola così. E vabbè, no, ha inanellato tutta una serie dei volatili, di cui devo dire non ho seguito questo tema dei volatili, ma
lei sappia che io amo gli animali, quindi se il tema è su quel genere lì non trova come sponda, il tema dell'immigrazione potremmo riprendere, ma io adesso devo dare risposta altrui, e poi il resto, insomma. Vabbè, ci ritroveremo a una nuova trasmissione, signor Franco, mentre... E rispondo invece all'ultima telefonata, all'ultimo interlocutore, che ringrazio, insomma, per aver fatto una domanda interessantissima. C'è una grande e intensa attività del Presidente Fedriga, dell'assessore Bini, insomma della Giunta tutta, devo dire la verità, a mettere questa regione in grande evidenza in un panorama internazionale, con tutta una serie di viaggi di viaggi di scambi, in realtà istituzionali, commerciali e industriali, con le categorie, no? Commerciali e industriali, perché siamo in un mondo che, ricordo sempre, c'è un vecchio adagio, c'è sempre qualcuno che si sveglia prima di te e corre più veloce di te. Siamo in un mondo dove l'agonismo vero e proprio, l'elemento di crescita è fondamentale. Tu devi correre e devi essere tu da solo a proporti. Non ho dubbi però sul tema che gli uffici istituzionali della Presidenza e degli assessorato allo sviluppo economico, non ho dubbi che abbiano comunque delle interlocuzioni con le categorie che hanno incontrato, anche perché avendo creato questi viaggi, questi incontri, queste interlocuzioni fattive nei vari luoghi, appunto dal Giappone agli Stati Uniti, non ho dubbi che abbiano poi un anello di congiunzione netto. Detto questo, mi occuperò, ripeto, finita la trasmissione, di chiamare il capo di gabinetto della Presidenza della Regione per comprendere, per trasmettere la sua richiesta e quindi comprendere e sensibilizzare sui tema poi dell'elemento poi fattuale di una continua azione di promozione della nostra regione, che deve essere continua e deve essere veramente continua, perché viviamo in un mondo che gira a 1000 all'ora e non si può star fermi. Grazie per la sua domanda. Poi per il sindaco, chiudo, abbiamo, quando si va al 27, sì. Abbiamo tempo, vede, una volta, c'è la telefonata ma tolgo pochi secondi. Una volta le carriere politiche si potevano pianificare, c'erano tempi, si viveva in un mondo molto più meno precario dal punto di vista, precario tra virgolette, ma oggi 2 anni sono un tempo infinitamente lungo, dove potranno accadere tantissime di cose e dove oggi, se uno cita un nome oggi, ma non oggi, già pomeriggio è finito quel nome, quindi ci riaggiorniamo tra almeno 1 anno e mezzo. Difatti si dice di solito che i primi nomi che vengono sparati sono quelli che sono bruciati. No? Anzi, bisogna rimanere, infatti dopo salterà fuori, io guardi, vabbè, non ci riaggiorneremo, il candidato sindaco arriverà 6 mesi prima, mi credo. Sì, ma perché è ovvio, no? Lei, mi scusi, lei prova a immaginare se oggi Bernardo Gullotta è candidato sindaco. Sì. No, ma voglio dire lui, così non cito me. Okay. Dal momento in cui Bernardo è il candidato sindaco ufficiale, tutti non vanno più da Di Piazza a chiedere l'opinione, il parere, vanno tutti dal prossimo sindaco, candidato, a dire qual è la sua posizione, ecco, sul tombino lì, come è la sua posizione sul mercato ortofrutticolo, e Di Piazza non viene più intervistato, ma viene logorato in questi 2 anni e passa che mancano. Quindi ci riaggiorniamo tra 1 anno e mezzo, dai, almeno. Vai. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono io? Sì. Sono Roberto e avrei il piacere di poter fare una richiesta, se si può mettere dei Mi dica pure, signor Roberto, mi dica pure. Sono Roberto, avrei il piacere di mettere, se si potrebbe mettere dei paletti nelle prossimità degli incroci per le biciclette, in modo tale che si possano appoggiare invece di passare con il rosso.
Paletti agli incroci, no, mi ripeta, scusi, non ho capito, per appoggiarsi? Sì. Ah, ok. Ma lei dice, io arrivo in bicicletta e invece di dover sganciare i pedalini... Ah, come no, ho capito tutto. Non sarebbe una brutta idea, in modo tale che così sì, anche i ciclisti, io sono un ciclista, sì, anch'io, rispetterebbero un po' meglio il codice della strada. Vabbè, ok. E seconda cosa, vorrei ringraziare tanto per i buoni samaritani che domenica prima dell'Epifania mi hanno dato un aiuto sia con la moto ferma in via Flavia che per poter telefonare, che avevo perso il telefonino. La polizia locale? I vigili? No, delle per persone. i cittadini privati. Ah, Va bene. benissimo. Se sono in ascolto sanno Bene, la dinamica, allora si sentiranno ringraziamo gratificati. Grazie Roberto, buona giornata. Allora, ringraziamo innanzitutto, grazie signor Roberto, adesso le rispondo. Allora, intanto ringraziamo questi cittadini, vedi, in un contesto dove accade di tutto, ahimè, in senso negativo, gli elementi bisogna sottolineare e rendere veramente nota e ringraziare i cittadini che tendono una mano e aiutano il prossimo, come in questo caso, e aiutano appunto a telefonare in una situazione appunto di incidentalità. Le dico che i paletti, io sono un ciclista, io ho la bici da corsa, anch'io gli attacchi e quindi mi creda, non è percorribile, le do subito una risposta, di mettere agli incroci questi paletti. Capisco, sa il senso, io vedo, sa quanti, io vedo addirittura che appoggiano la mano sulle auto in sosta. Sì. Allora, sì, c'era una io stacco il pedale e metto il piede a terra, aspetto quando viene verde e poi riparto. Ma capisco la tecnicalità che lei suggerisce, il tema è veramente tecnico dal punto di vista che a un incrocio non puoi mettere dei paletti che chiaramente intralciano e creano un problema di sicurezza. Pensi, se uno va, cade, sbatte la testa o con un incidente, non vi è lo spazio, ma ho compreso. Ha una sua funzionalità ciò che lei dice, ma non potrebbe trovare applicazione nemmeno col codice della strada. Le leggo un paio di mail, sì, sono arrivate giusto in 3-4 mentre eravamo in diretta. Buongiorno, come la pensione in convenzione con la Croazia dal 1 luglio l'INPS non ha mandato la richiesta in Croazia, ho dovuto fare tramite patronato, ogni settimana parte un sollecito verso l'INPS ma non succede niente, così io devo vivere con 400 euro dalla parte italiana e non riesco ad avere nessun aiuto perché la pratica non è chiusa, quindi non arriva la parte croata. Non arriva la parte croata. Un'altra mail invece dice: buongiorno a voi, a Michele Lobianco. Sono la mamma di un figlio disabile, ho fatto la domanda caregiver per la prima volta ed è stata accettata. Dopo tanti anni, da quando ho cercato di trovare qualcuno che finalmente sa cosa vuol dire essere un caregiver. Se tutto in Friuli Venezia Giulia sono massimo 750 registrati, perché a Trieste vengono solo 20 le domande accettate? Grazie, cordiali saluti. L'avevamo detto prima, per una questione di finanziamento, no? Perché questo è ecco, io ringrazio la signora che ha raccontato anche che per la prima volta la Regione interviene anche su questa cosa e quindi siamo agli inizi di un percorso che andremo a migliorare dal punto di vista dell'impegno finanziario e quindi riusciremo a dare risposta, cercheremo di dare risposta laddove è possibile a tutti. Altra mail, pakistani con la droga da Udine? Ebbene sì, ce li ha mandati Franco Lega, no? Ma chissà, al perché... grido di Mandi Trieste. Ma guardi, è una mail ironica. No, ma questa va sposata, visto che voleva menarmi, ecco, anzi, questa andrebbe su Blob, io manderei su Blob, mandi pure... Blob, quello di Missiotto. Quel di Missiotto andrebbe bene. Abbiamo ancora una telefonata, poi chiudiamo perché abbiamo Spero Zeno Saracino che non che sia ci in aspetta. cauda venenum. Buongiorno. Ecco, meglio indulci. Sì, buongiorno. Prego. Bene, una telefonata per il consigliere regionale. Sì. Guardi, nella sanità, no? Qua è un problema molto importante il tema della sanità. Io ho fatto gli analisi perché ormai già si fanno sempre nei posti privati. Mai mi era successo una cosa del genere, dover rifare un'analisi perché i parametri erano totalmente alti. Quindi è stato un spavento avere i parametri alti. Certo. Li rifaccio e totalmente bassi e quindi mi dico a questo punto non è una furbizia del posto, no? E spero che non sia una furbizia del posto di rifare queste analisi così sbagliati, perché veramente è stato un spavento per me, per il mio medico e tutto, e quindi
vorrei chiedere più attenzione, che non succedano queste cose, perché uno veramente si spaventa. Grazie alla telefonata, sei sul privato convenzionato, no? Dice lei. Sì, sì. Boh, allora la sua richiesta che io sensibilizzerò chi di dovere. Grazie al consigliere Lubianco che è stato con noi questa mattina. Grazie a voi giornata, buon lavoro. E buona giornata a tutti voi. Ci fermiamo poi alla pubblicità, tra poco in compagnia di Zeno Saracino. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, do il buongiorno e ben ritrovato anche a Zeno Saracino, docente e giornalista, ben trovato. È sempre un piacere. Oggi c'è un suo articolo all'interno del Piccolo dove si racconta la storia degli ospedali, come la storia ha segnato la salute, dall'ambulanza a cavallo all'idea del castello a Cattinara, con tante immagini e tante spiegazioni. Noi oggi parliamo di altro, questo era giusto per insomma avvalorare comunque il lavoro del nostro ospite qui presente che come giornalista collabora con il quotidiano locale, poi viene anche ospite da noi per raccontarci diverse sfaccettature storiche per lo più della città. Oggi ci si concentra sull'influenza degli statunitensi a Trieste. Esatto, se vogliamo quali sono i legami tra Stati Uniti e Trieste, risalendo però senza restare legati solo al Novecento o anche allo stesso clima attuale, che è comunque un clima pesante sotto il profilo geopolitico, proviamo a risalire alle origini, quindi al Settecento, quando vi furono i primi contatti tra Stati Uniti e Trieste. Occorre preavvertire che naturalmente quando ci si riferisce agli Stati Uniti di solito la parola che sorge alla mente è sempre l'elemento della libertà, della democrazia. Naturalmente Trieste di per sé, essendo una città, come gli stessi Stati Uniti, giovane, nata nel Settecento come città come la conosciamo nella sua conformazione di città-porto, non ebbe inizialmente questo interesse verso l'elemento, se vogliamo, sociale, verso le entità democratiche che si andavano sviluppando al di là dell'oceano. Piuttosto l'elemento che interessava, ed è sintomatico anche di Trieste, era naturalmente il commercio. Che cosa possiamo trarre dal commercio con gli Stati Uniti? E in realtà se cerchiamo di trovare quello che è il primo legame, il primo effettivo contatto, dobbiamo risalire a prima della nascita degli Stati Uniti, perché naturalmente, come sapete, gli Stati Uniti inizialmente erano una delle colonie dell'impero britannico, della Gran Bretagna, colonia che aveva effettivamente un livello di tassazione superiore ad altre colonie inglesi, anche se dalla prospettiva della corona inglese ciò era controbilanciato dai servizi che offriva. E in quest'ambito, verso la metà del Settecento, nel periodo di Maria Teresa, abbiamo un primo mercante che propone di avviare una relazione commerciale con le colonie negli Stati Uniti. Che cosa interessava? In realtà interesserà anche per tutto il XVIII secolo ai triestini negli Stati Uniti. Essenzialmente, in realtà, quello che oggigiorno non è nemmeno parte degli USA, quanto la sezione dell'America centrale, in particolare le grandi piantagioni di zucchero, ad esempio nelle Antille o nelle isole, in quanto era un prodotto, lo zucchero di canna, di grande valore, pregiato, che si poteva poi rivendere nel mercato interno europeo. In tal senso abbiamo il primo contatto, il mercante Filippo Fabriani, quindi un mercante di origine italiana. Successivamente, rimanendo ancora nell'ambito degli Stati Uniti come colonia, nella seconda metà del Settecento abbiamo i primi tentativi, le prime proposte. Ricordiamo che nel Settecento vi fu un conflitto tra Francia e Gran Bretagna, la guerra dei 7 anni, e abbiamo una serie di conflitti nei quali l'Austria non viene direttamente coinvolta e che le permettono di far crescere in questa fase un suo piccolo impero commerciale. Nello stesso periodo in cui Carlo VI, Maria Teresa, Giuseppe II cercano di valorizzare Trieste come porto, si sviluppa anche un timido sistema di colonie, specie in India,
nell'estremo oriente e in parte anche nei territori delle Americhe. E in questa fase abbiamo un mercante di origine olandese, questo anche riflette quanto fosse diverso il clima all'epoca, la diversità di provenienza a Trieste, che in questo caso è Ignazio van Verboten, che propone al governatore Zinzendorf di istituire dei veri e propri porti franchi nel territorio statunitense, quindi porti franchi nei quali l'Austria abbia una via di commercio privilegiata. Zinzendorf si dichiara d'accordo, ma le pratiche burocratiche, l'iter si blocca comunque sulla strada verso Vienna. E in questa fase ormai giungiamo a quella che è a tutti gli effetti la rivoluzione americana. In particolare, non appena nel 1781 abbiamo la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, che è una dichiarazione a cui seguirà poi il conflitto con la Gran Bretagna, per cui nella mentalità dell'epoca ancora non si sapeva se effettivamente gli Stati Uniti sarebbero diventati tali, anzi molti immaginavano che sarebbero stati comunque sarebbero rientrati all'interno del Commonwealth britannico, non si sarebbero trasformati in una nazione, come era avvenuto anche in passato con altri domini britannici. E in quest'ambito, proprio nell'anno della dichiarazione, non appena giunge la notizia a Trieste, abbiamo un mercante, Lavorgnan, che allestisce una nave che definisce l'Americana e immediatamente cerca di avere un traffico commerciale con gli Stati Uniti. Quindi vi è l'idea, abbiamo un nuovo mercato, un nuovo luogo in cui espanderci. Credendo nell'autonomia, quindi esatto, dell'indipendenza. Esatto, questo è un elemento interessante. Dicendo, se loro si rendono indipendenti, noi non dobbiamo più, diciamo, fra virgolette, passare per il Regno Unito, ma avere un contatto diretto. Esatto, sì, e quindi si aprono anche possibilità di traffico molto lucrose. E non a caso il fatto che stesso che la nave fosse stata chiamata l'Americana, no? Riflette questa fiducia, se vogliamo. E in quest'ambito che cosa commerciava a bordo dell'Americana? Abbiamo una grande quantità di merci che verranno poi rivendute negli Stati Uniti, perché il viaggio ha successo, giunge sulle coste occidentali, giunge sui principali porti dell'epoca, e abbiamo un po' una molteplicità di merci che riflette quella che era l'impero austriaco. Quindi abbiamo vini provenienti dall'Istria, abbiamo strumenti per la coltivazione, vi sono poi tele dalla Slesia, abbiamo cerchi di ferro per le botti, se avete presente nelle classiche botti di solito abbiamo i cerchi che le rafforzano, le costituiscono. Per cui materiale specializzato che gli statunitensi all'epoca, non avendo un'industria, avendo un'economia che era stata anche tenuta sottosviluppata dagli stessi inglesi, non potevano avere. E in cambio, naturalmente, viene acquistato zucchero grezzo, zucchero di canna. Ricordiamo che a Trieste, nell'ultimo quarto del Settecento, ma anche parallelamente a Fiume, vi erano dei zuccherifici, per cui si poteva poi lavorare il zucchero e rivenderlo. Le interrompo perché vedo una telefonata, sentiamo se c'è qualcuno in linea. Buongiorno. Pronto? No, credo di no. Allora, colgo la pausa per anticipare di qualche istante la pubblicità, visto che sono le 9:15 e ormai ci siamo. Continuiamo subito dopo una breve interruzione, tra poco. Continuiamo in compagnia del giornalista e docente esperto di storia e cultura triestina Zeno Saracino. L'influenza, i legami che accomunano Trieste e gli Stati Uniti partendo dal Settecento, come è stato ribadito prima della pubblicità, attraverso quei mercanti che credettero proprio nel commercio oltreoceano e partirono alla volta del nuovo mondo proprio per avviare dei rapporti commerciali. Esatto, in questa fase quindi abbiamo questa prima nave e vedendo anche il successo l'esperimento iniziò a essere replicato. Nonostante si consideri Trieste come parte dell'impero austriaco, era una fazione neutrale nel conflitto Stati Uniti-Gran Bretagna, però come abbiamo visto nella precedente puntata commerciava con il Regno Unito, per cui
vi era anche un elemento di sovversione, d'altronde siamo ancora nel Settecento, per cui molta della classe mercantile aveva anche avuto esperienza nel contrabbando, siamo in un campo molto grigio. E in quest'ambito abbiamo una prima missione ufficiale, perché proprio l'anno successivo, ed è nuovamente sottolinea l'importanza di Trieste in Europa a fine Settecento, abbiamo un cittadino di Santo Domingo, Roissi, che giunge a Trieste come inviato ufficiale degli Stati Uniti, proponendo di intensificare, di rendere ufficiale questa relazione commerciale. I triestini sono entusiasti, allestiscono una nuova nave che in questo caso si chiama la Capricciosa, da non confondere con la pizza, e in questo caso la Capricciosa giunge con successo e abbiamo anche il nome della città, che è Filadelfia. Infatti verrà rinominata Filadelfia proprio in onore di questo viaggio, ed è un viaggio che si rivela anche economicamente vantaggioso, nel senso non si tratta di gesti simbolici. Il livello di profitto è tale che successive navi vengono presto allestite. Ed vi è un elemento molto interessante, perché a bordo della Capricciosa / Filadelfia vi è un inviato ufficiale della corona austriaca, di nuovo di origini olandesi, a giudicare dal nome, Berend von Beethoven, e in questo caso l'elemento interessante è che Giuseppe II, perché siamo a fine Settecento, lo nomina Cesareo Regio consigliere commerciale. E ci si può chiedere perché non lo nominò direttamente console, sarebbe stato il ruolo più appropriato. E Giuseppe II, nei suoi stessi scritti, afferma che non avrebbe mai potuto, come monarca, riconoscere una repubblica che era sorta in armi contro un'altra monarchia. Ok. Però era più una questione diplomatica. Esatto, nel senso, io sono un monarca, non avrebbe alcun senso che riconoscessi una repubblica che si sta ribellando a una monarchia molto simile alla monarchia austriaca, no? Però Giuseppe II era un personaggio estremamente pragmatico, forse l'apice dell'illuminismo austriaco, senza dubbio, se non europeo, per cui intuiva quelli che erano i profitti commerciali che si potevano sviluppare. Infatti, non appena la guerra cessò, vennero regolarizzati i rapporti tra Stati Uniti e Gran Bretagna, ed è interessante come già nei primi decenni dell'Ottocento qual è il più grande partner degli Stati Uniti? Proprio il Regno Unito, per cui non appena viene stipulata la pace i rapporti commerciali riprendono con grande vigore. In quest'ambito Trieste è tra le prime città che dispone di un consolato. L'originaria sede del consolato è ancora visibile, perché si vi recate in Corso Italia, all'incrocio con via Santa Caterina da Siena, dove vi è la sede oggigiorno l'Hotel Hilton, se ricordo bene, dove vi è la sede un tempo della Riunione Adriatica di Sicurtà. Vi è ancora una targa che era stata apposta negli anni 90, classico gesto a seguito della fine della Guerra Fredda, quando abbiamo la fase di forse massimo appoggio del potere americano a livello geopolitico negli anni 90. Quindi più lato Corso Italia o più lato... più lato Corso Italia. Se avete presente, vi è l'edificio... Esatto. Allora, questa è via Santa Caterina. Esatto, proseguendo per via Santa Caterina, entrando all'interno, ecco, è proprio a lato dell'edificio delle poste. Ah, di qua? Esatto. Questa targa qua? Sì, dovrebbe essere, eccola lì, sì. Esatto. Se riesco a centrarla, no, ovviamente no. O ecco, in questo caso si può avvicinare e si vede questa targa che era stata apposta negli anni 90. Ove ebbe sede sin dal 1797, esatto. Non vedo prima cosa c'è scritto, ma saranno giorno e mese. Il primo consolato degli USA a Trieste, a testimonianza di un'antica e rinnovata amicizia. E poi sotto c'è scritto, mi pare, ambasciatore, non riesco a vedere. Esatto, vi sono le autorità del periodo ed è una chicca interessante perché è proprio nel centro città. No? Certo. Ed era l'originaria sede del consolato, che fu uno tra i primi. Parallelamente il quarto consolato aperto in Europa da parte dell'Inghilterra fu quello di Trieste, per cui
di questa presenza anglo-americana abbastanza precoce, sebbene a livello commerciale. Non sembra che i triestini fossero particolarmente interessati come mercanti all'elemento più prettamente democratico, l'elemento francese se vogliamo. Interessava la possibilità di commerciare, l'elemento capitalista, certo, economico, se vogliamo inquadrarlo. Quindi non avevano l'interesse a importare il loro modello di società, quanto i prodotti che avevano. Sì. Anche da parte dei triestini non vi era l'interesse verso l'elemento della rivoluzione americana, altrimenti avremmo avuto l'interesse anche nei confronti della rivoluzione francese, che naturalmente è presente a livello di singoli intellettuali. Però la classe mercantile è una classe mercantile che sostanzialmente è interessata a fare profitto. Naturalmente vi è l'elemento di una cultura che si va sviluppando con un certo vigore, però consideriamo il periodo delle occupazioni napoleoniche viene vissuto comunque come un periodo negativo da parte di Trieste, nonostante i francesi attuino una serie di riforme che poi verranno mantenute dall'Austria, quindi erano riforme anche pratiche sotto il profilo burocratico, anche nel periodo della Restaurazione, e giungendo fino al 1848, alla primavera dei popoli, Trieste rimane, nella definizione anche che le verrà data, la città fedelissima, per cui non si unisce a questi moti se non per singoli elementi di studenti, intellettuali, eccetera. E in quest'ambito sarebbe anche interessante, perché noi come popolazione naturalmente siamo suggestionati dal secondo dopoguerra e anche dalla cultura americana, che ha conosciuto una grande adozione in Europa, no? Nel senso la cultura europea è molto influenzata dagli stilemi americani. E sarebbe interessante chiedersi, no? Dopo questi primi contatti nell'Ottocento, i triestini avevano una percezione della cultura americana. E in realtà questo c'è a un livello più di aneddoto, no? Perché in via Crosada vi era un tempo un locale che era chiamato all'Osteria Americana, che ospitava anche un'associazione di artisti che si definivano di fannulloni e patrioti, che si autodefinivano la colonia americana e includeva molti degli artisti triestini che oggigiorno conosciamo. E vi è pertanto questa ricezione degli americani nell'Ottocento che naturalmente è a livello di aneddoto, no? Vi sono gli indiani, cioè i pelle rossa, oggigiorno i nativi americani, vi sono i cowboy, vi è Cristoforo Colombo, gli stereotipi che conosciamo. E in quest'ambito l'animatore della colonia americana e anche l'appassionato di questo genere di cultura era lo scultore Ivan Rendic, che oggigiorno conosciamo perché ha realizzato molti dei monumenti funerari a Trieste, specie del cimitero serbo-ortodosso. Grande scultore di origini croate. Ivan Rendic era conosciuto da un lato per la sua passione artistica e dall'altro per la sua attività all'interno della colonia americana. Ne era, diciamo, l'animatore instancabile. E ad esempio a fine Ottocento realizzarono, e fu il loro apogeo, sembra, compare anche nelle cronache dei giornali, lo sbarco degli americani a Trieste, in cui si camuffarono da pelle rossa, cowboy, vi era poi un altro che si era vestito da Cristoforo Colombo, riuscirono a reperire, non è ben chiaro come, anche alcuni cannoni con cui avere delle salve e inscenarono questo presunto sbarco. E Ivan Rendic all'epoca non era nuovo a questo genere di scherzi, no? Ad esempio, non so se ne aveva già parlato Dino Cafagna in altre occasioni. Ivan Rendic, ad esempio, un giorno si recò al Caffè degli Specchi, prima dell'apertura ufficiale, e sostituì tutte le zollette di zucchero con zollette di marmo, perché era scultore, no? O in altre occasioni portò con sé il manichino che utilizzava per la pittura direttamente nel caffè, comportandosi come se fosse un essere umano vivo. O altre volte ancora finse che quello che era il suo orologio fosse in realtà una bomba d'orologeria mentre era in viaggio in treno, quindi non era nuovo questo genere di battute, di lazzi, eccetera. Un burlone. Abbiamo una telefonata, buongiorno.
Buongiorno quasi Gianni, buongiorno a lei, dottor Gulotto, e buongiorno al professor scrittore e giornalista. Prego. Volevo ringraziarlo perché la me versi un orizzonte che mi era non sconosciuto, ma quasi sconosciuto. Lei mi ha parlato degli americani che si vengono qua, mi ha parlato di tante robe. L'altra volta mi ho cercato invano di parlare con lei perché volevo arricchire una piccolezza. Prego. Con lei la parlava degli inglesi. di Orazio Nelson che si veniva qua. La si ricorda che l'ha detto che si veniva qua nel 1800? Sì. No, siccome mi sono qua con tutto serrato e ho solo il telefono, allora volevo dire che non si è venuto solo, ma si è venuto con la sua amante, Emma Liona, e con la regina Carolina, perché Nelson sta quel che ha fatto impiccare Caracciolo, perché era la Repubblica, lei la sa meglio di me, ste robe, mi solo leggere dopo quel che mi resta. Allora è venuto qua, e quando che è venuto qua, siccome era tanti per l'altra parte, così è venuto qua e ha messo in mare una bara, addirittura, proprio per questo, perché lei l'ha parlato di Boracay, di tutte queste robe che un poco conosco, ma riguardo anche, adesso l'ha parlato di Santa Caterina, di quella effigie, di quella epigrafe che mi non conoscevo, e per questo mi la ringrazio, perché lei la me versi, siccome me qualcosa di Trieste conosco, e la me versi ancora più orizzonti, e siccome sono vecchio voglio proiettarmi ancora un po' al futuro. Di Santa Caterina, se casomai lei la sa, ma se casomai vi interessa, la via è nata nel XVI secolo, perché nel XVI secolo si venne un certo Aloisio de Marenzi e si è innamorato di una triestina che la si chiamava Massaria, Caterina Masseria, e lui per ringraziare di averla trovata ha fatto quella cesetta. Una volta non si chiamava Cesa perché non voleva, la Cesa era solo una e era San Giusto, tutto il resto era cappelle, almeno per quel che so lì, dopo non so se è differente, perché in quel sito dopo si venuto anche San Nicolò, perché San Nicolò di Trieste, che dici che è nato del 23, non è vero niente, no? È una bufala, un falso storico, diciamo, ecco. Questo volevo solo dire e anche domandargli scusa delle mie monade, perché parlo. Arricchiscono. Volevo solo ritornare alla Piazza Grande, così venivo Nelson, c'è stata una grande festa, perché la regina Carolina era figlia di Maria Teresa, no? Come che lei la sa. Sulla fontana dei Mazzoleni si sta messi 4.000 lumini per festeggiarle. Lei l'ha detto che era in agosto, mi ho letto in ottobre, addirittura il 10 d'ottobre, che mi resta in testa il 10 d'ottobre, perché il 10 d'ottobre sono nato me. Ecco. Ma tanti dici anche in primavera che era. E allora qua se mi sia un poco. Certo. Comunque chiedo scusa. Grazie Gianni. Se ho perso tempo. No, anzi, è stato un piacere. Grazie tanto. Grazie per aver contribuito portando elementi nuovi o magari di corredo a quanto abbiamo detto la volta scorsa. Certo, anzi, è un intervento molto azzeccato, perché sapevo anch'io dell'evento relativo alla bara che era stata trovata, se ricordo bene, a galleggiare in mare, anche sporca di sangue finto da parte della fazione filo-francese, perché naturalmente vi era anche parte della cittadinanza che era favorevole, speciale elemento di un'amministrazione maggiormente liberale, di alcune riforme
Ricordiamo forse l'elemento di maggiore peso relativo all'occupazione napoleonica a Trieste e che viene completata quella che è l'emancipazione della comunità ebraica. Cioè per la prima volta sotto i francesi il cittadino di origine ebraica è un cittadino pienamente identico al cittadino che è di fede cristiana, eccetera. Percorso che era già stato in larga parte completato sotto Giuseppe II, però mancavano ancora alcuni elementi giuridici. In quest'ambito è senza dubbio corretto, dovrei riguardare le date perché ne parlava sempre Kenneth Baker a proposito della visita di Orazio Nelson nel 1800. Dobbiamo andare in pubblicità, breve e ultima interruzione, poi proseguiremo fino alle 10, ci vediamo tra qualche minuto. Nuovamente in vostra compagnia con questa puntata di Sveglia Trieste, dove abbiamo ospite Zeno Saracino, che oltre ad essere giornalista è docente e anche esperto di storia e cultura triestina. Abbiamo un'altra telefonata che sentiamo. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Francesco da Trieste. Buongiorno Francesco, prego. Devo segnalare che da 2 o 3 giorni, Tele 4, praticamente sento soltanto parlare e non riesco a vedere l'immagine. Ho provato a risintonizzare un'altra volta e non ugualmente, per esempio oggi vi sento soltanto, non vedo video. Da che zona ci chiama? Da che zona di Trieste? Come? Da che zona della città? D'Altura. Altura, ok. Sì, vedo che però è nel Triveneto questa storia, in comune con altre televisioni, no? Noi facciamo parte delle televisioni del Triveneto, vero? Sì. Anche loro hanno lo stesso problema, cioè, praticamente sento soltanto la voce e non vedo l'immagine. E non vede, ok. E mi compare una scritta con su scritto canale audio non incluso un segnale video. Guardi, io tecnicamente non so quale sia il problema e non so aiutarla, ma se lei ha lasciato un numero al centralino, poi noi la mettiamo in contatto con i nostri tecnici che operano in Veneto, ma che coprono tutta l'area del nord-est e magari le sanno dare una mano. Io ho lasciato il numero perché se non riuscivo a parlare con voi. Ok, però, allora, poi lei è signor Francesco. Tutte le mattine. Ok, lei è signor Francesco, lo recupero, glielo giro e poi la contatteranno. Grazie, molto gentile. A lei, grazie. Grazie. Capita, io non so però come aiutare perché da un punto di vista tecnico onestamente risintonizzare tutti i canali forse. Non ho consigli utili da dare. Torniamo agli argomenti in oggetto. Quindi buona parte, diciamo, dei primi contatti, dei primi legami maturano fra fine Settecento e inizio Ottocento. Esatto, sì, dopo Come prosegue poi questo rapporto? Ma essenzialmente comunità inglese e comunità americana, nonostante il conflitto che vi era stato, per tutto l'Ottocento sono elementi molto mischiati a Trieste, per cui ad esempio io avevo menzionato nella precedente puntata il mercante inglese John Allen, però in realtà Kenneth Baker ricordo che lo definiva un inglese, ma ad esempio il Museo del Mare viene definito un negoziante americano, no? Per cui solitamente gli americani in questo periodo che si stabiliscono a Trieste, solitamente mercanti, perché non vi è ancora una presenza industriale, sono mercanti che poi confluiscono nell'alveo della comunità britannica. E gli americani sono presenti all'epoca nella cultura triestina più come elemento di aneddoto popolare. Vi è il racconto che si va sviluppando già a fine Ottocento della narrazione del Far West, quindi dei cowboy, dell'orizzonte, elementi che oggigiorno associamo al mondo di Hollywood, però erano già presenti nella narrativa popolare di fine Ottocento. Non c'erano rimandi alla pirateria, visto che si è sviluppata molto nel Centro America, nella zona dei Caraibi, ed era proprio una prerogativa dei mari degli anni del 1700? È un elemento interessante che io personalmente non ho mai approfondito. Naturalmente scambi commerciali via nave. Certo, vi è questo elemento perché il mercante può spesso essere contrabbandiere e può diventare a sua volta corsaro. E un elemento che è molto presente nella storia della comunità serbo-ortodossa di Trieste
molti dei mercanti dell'ultimo quarto del Settecento a volte avevano una passata attività che possiamo definire con una certa approssimazione di corsari nell'Adriatico. Al servizio di? Al servizio dell'Austria. È sempre il minimo comune denominatore. Diciamo, l'Adriatico di per sé vede un'intensa attività di pirateria per tutta l'età moderna, 500, 600, 700. La grande presenza, in particolare nel 600, quando abbiamo un'attività di pirateria finanziata dall'Austria in funzione anti-veneziana, per cui noi vi diamo l'autorizzazione a poter saccheggiare le navi veneziane e ci date voi siete liberi di agire come preferite. Siete coperti dalla si tratta di un genere di azione che di solito si ritorce sempre contro. Vabbè, sì. La storia ha insegnato che non è stata un'ottima idea. Esatto, sì. Nel periodo delle guerre gradiscane, periodo di prima metà del 600, eccetera. E in quest'ambito, nell'ultimo quarto del Settecento, naturalmente il mare Adriatico era un mare molto più tranquillo. Tuttavia abbiamo una provenienza dell'elemento serbo-ortodosso che a volte aveva una passata attività di capitano di marina, capitano di nave, che era una nave anche da guerra. In questo periodo la figura del mercante è una figura ancora lontana dalla specializzazione che associamo, per cui sono a volte anche intraprendenti avventurieri. E si tratta di serbo-ortodossi in realtà provenienti, all'epoca li si definiva illirici, che era un termine molto ampio che poteva coprire provenienze molto diverse, provenienti in particolare dalle bocche di Cattaro, quindi non dalla Serbia di per sé, come la associamo come nazione. Però erano persone di convinta fede serbo-ortodossa che poi diventavano mercanti giunti a Trieste, attirati dalle potenzialità del Portofranco. E in questo caso nell'Ottocento, pertanto, la presenza americana è una presenza che comunque rimane sottostante alla presenza inglese, che è quella predominante, e riflette anche gli equilibri, perché l'Ottocento è considerato il secolo della regina Vittoria, quindi il secolo inglese, e il Novecento il secolo americano, specie dopo la Prima Guerra Mondiale. Certo. E in quest'ambito questa presenza popolare viene data da un ricordo che è ancora presente in molte famiglie triestine. Come ti accennavo, è il ricordo di Buffalo Bill. Per chi non lo conoscesse, Buffalo Bill era il classico cowboy di metà Ottocento che quando era appena giovinetto, 14-15 anni, aveva già acquistato una certa notorietà perché aveva iniziato a lavorare al servizio che alcuni ricorderanno per il servizio di trasporti che è presente negli Stati Uniti, che era il Pony Express. Con il Pony Express, nella sua versione originaria, prima dell'avvento dei camion, vi erano questi giovanissimi, perché serviva a essere particolarmente resistenti, che cavalcavano questo servizio di pony che portava essenzialmente la posta. Certo. Fu una sperimentazione che durò pochi anni prima dell'avvento del treno. Successivamente Frederick Cody, questo era il suo nome, si specializzò nella guerra contro gli indiani, 1860-1870. Nel 1868 vi fu la grande espansione della Ferrovia del Pacifico e in questa occasione acquistò questo nome che per la sensibilità animalista odierna non è forse dei più lusinghieri, perché vi erano gli operai che avevano bisogno di essere riforniti di carne, no? Perché non era stata pianificata bene l'espansione della ferrovia, non ci si era preoccupati che forse gli operai, in larga parte ad esempio gli addetti alle linee ferroviarie erano cinesi che piantarono i primi binari, e non si aveva pensato che naturalmente dovevano essere riforniti anche di una necessaria alimentazione. E Buffalo Bill pensò, abbiamo carne tutto attorno a noi, no? E nel giro di 4 anni sterminò 4.000 bisonti. Questo equivale a 1.000 bisonti all'anno e a circa 100 bisonti al mese. Per cui Buffalo Bill fu indirettamente una delle cause della quasi estinzione di questo animale sulle praterie americane. Infatti le prime foto dell'epoca sono particolarmente raggelanti. E in Italia, come da tradizione, il traduttore è sempre un traditore, per cui invece di bisonte Bill lo si chiamò Buffalo Bill, anche se il bufalo in realtà
non c'è negli Stati Uniti, nel senso il bufalo lo ritroviamo in Oriente, è un animale acquatico, non ha nulla a che fare con le praterie americane. Quindi il nome è una storpiatura di una traduzione sbagliata. Un errore di traduzione. Okay. Naturalmente Bisonte Bill ci suona sbagliato, per cui è rimasto Buffalo Bill. E Buffalo Bill fu uno dei grandi protagonisti delle guerre contro gli indiani, definiamoli così, naturalmente nativi americani, forse è il termine maggiormente corretto, e in quest'ambito, come spesso succede, quando combatti un nemico per decenni, inizi anche a comprenderne le usanze, le tradizioni, e anche a rispettare quello che è il nemico, anche la sua tenacia e la sua perseveranza. Anche se consideriamo che Buffalo Bill più volte venne chiamato dal governo americano stesso a reprimere le diverse insurrezioni, quindi fino alla fine fu un agente, se vogliamo, della colonizzazione statunitense. E quando ormai Buffalo Bill iniziò ad essere piuttosto anziano, pensò bene di riciclarsi all'interno dei circhi dell'epoca. Il primo fu il circo Barnum, che era uno dei primi grandi circhi come lo intendiamo oggigiorno, quindi con i tendoni, con le diverse attività simili alla struttura di un teatro, il classico circo itinerante che tutt'oggi visitano le nostre città, e si presentò come Buffalo Bill, come questa figura che incarnava il West dell'epoca. E successivamente Buffalo Bill, vedendo che era uno degli elementi di punta del circo, pensò bene, perché non apro per mio conto un circo, no? E questo fu il circolo di Buffalo Bill, che fu uno dei circhi più popolari del periodo. E allo stesso modo pensò, vi sono quelli che erano un tempo i miei nemici, i nativi americani, nelle riserve, spesso senza lavoro, senza possibilità di avere qualsiasi carriera all'interno dello Stato americano, e pertanto reclutò parte degli indiani che aveva combattuto delle diverse tribù all'interno del circo. Per cui vi fu questa reinvenzione anche del West americano, che è molto interessante. Quello che era il nemico divenne un collega di lavoro. E naturalmente l'indiano americano, nella mentalità almeno ottocentesca, poteva conservare le sue tradizioni all'interno del circo, anche se vi è un elemento naturalmente di tristezza nell'intero ensemble. E in quest'ambito il circo di Buffalo Bill fu uno dei più popolari e iniziò ad avere anche delle tournée in Europa. 1887 è la prima tournée ufficiale, e nel 1906 abbiamo l'arrivo del circo di Buffalo Bill a Trieste. Ed è l'epoca, il mezzo fotografico era ormai molto diffuso, per cui abbiamo davvero tante foto del circo, che è rimasto anche profondamente nella memoria dei triestini, perché è presente in tanti memoriali. Fino agli anni 60 e 70 vi erano ancora persone che ricordavano questo circo. Il circo arrivò via treno, percorse con una grande sfilata trionfale il percorso da via Ghega a via Carducci, corsia Stadion, che oggigiorno è via Cesare Battisti, e infine giunse alla parte finale di via Rossetti, dove vi era il fondo Wildley, che era una zona all'epoca essenzialmente un grande spiazzo deserto, dove spesso vi erano venditori ambulanti, piccoli circhi, spettacoli itineranti. Era un luogo di frontiera, se vogliamo, un po' come alcune zone periferiche di Trieste, dove oggigiorno viene collocato il Luna Park o simili strutture. E il circo all'epoca riscosse un grande successo, era in realtà un grande carrozzone al cui interno ormai confluivano ogni genere di spettacoli. Vi era il classico assalto alla diligenza, vi era la presenza delle diverse tribù, vi erano i Rough Riders, che erano giovani cowboy che avevano combattuto nella guerra contro Cuba agli ordini di Theodore Roosevelt, il presidente americano di inizio Novecento. Vi erano i cowboy, che erano diventati a loro volta figure mitologiche, perché non vi era più in realtà la vita da cowboy negli stessi Stati Uniti. E in quest'ambito il culmine dell'evento era questa grande battaglia tra gli indiani e Buffalo Bill. Infatti, se si visita il Museo del Teatro, il Civico Museo del Teatro presso il Canale Ponte Rosso in Palazzo Gopčević,
e se si entra nella terza sala, in uno dei cassetti a destra si vede anche alcune foto del circo Buffalo Bill e in particolare di una delle grandi figure che lo accompagnava, che alcuni di voi forse conosceranno dai western, che era Annie Oakley Colpo Sicuro, che era questa signora molto bassa, dall'aspetto molto dimesso, che aveva però una mira infallibile, era in grado di colpire a distanze anche oggigiorno notevoli, e di nuovo, avendo perso il marito, Buffalo Bill le aveva permesso di avere un ruolo all'interno del circo ed era diventata una delle figure più popolari. E in quest'ambito i giornali anche dell'epoca raccontarono un altro aneddoto molto interessante. Nelle retrovie del circo naturalmente vi erano anche le maestranze, e le maestranze avevano il compito di allestire il circo, di garantire che funzionasse, di tirare su i tendoni. Ad esempio il giornale L'Indipendente all'epoca osservò che il circo era talmente assiepato che si temeva che i palchi crollassero, fu un grande successo. E in quest'ambito era stato osservato che alcune delle maestranze erano camuffate da indiani in modo da non rompere l'illusione, no? Buffalo Bill desiderava che anche gli operai, l'elemento, se vogliamo, proprio logistico, fosse camuffato nello stile del vecchio West. Però questi operai parlavano con un pesantissimo dialetto del sud Italia. Per cui si scoprì che in realtà Buffalo Bill aveva ingaggiato diversi operai nel corso della sua tournée, perché inizialmente era giunto in Francia, poi era giunto in Italia, e nell'occasione questi operai, non avendo lavoro nella propria terra d'origine, avevano scelto di unirsi al circo. Infatti Trieste era la prima stazione prima di giungere nei territori austriaci e fare il tour in Europa orientale. Okay. Per cui in realtà lo stesso circo era come sempre una finzione anche nelle maestranze. Ah, ok, particolare come aspetto. È un po' anche, riflette anche come Buffalo Bill essenzialmente fosse una persona molto pragmatica, per cui offriva lavoro a chiunque fosse disposto a seguirlo. Certo, certo. Se dovessimo scegliere altre icone del legame fra Trieste e gli Stati Uniti che abbiano radici passate o più recenti, quali sono gli elementi distintivi che rimangono nella memoria o anche tangibili nella città? Certo, è una domanda interessante perché proprio il riferimento della targa è una delle poche tracce. Naturalmente vi è poi dal secondo dopoguerra in poi la parentesi che lasceremo a una delle future puntate del periodo del governo alleato, no? Che naturalmente segna anche nella memoria della cittadinanza la presenza, che è una presenza sia inglese ma soprattutto americana, e forse anche gli americani hanno lasciato una memoria maggiormente positiva rispetto agli inglesi, che avevano comunque portato con sé un sistema di ufficiali, un sistema di classe molto più rigido. In quest'ambito naturalmente vi è dapprima all'interno del GMA, nel periodo del governo alleato, anche il riutilizzo disinvolto degli spazi, no? Per cui nella Trieste del secondo dopoguerra, che è una Trieste che deve essere anche ricostruita, abbiamo ad esempio il caso a me molto familiare della ginnastica triestina. La società ginnastica triestina all'epoca aveva ancora il giardino nella parte anteriore, vi era la palestra storica che molti di voi conosceranno, e dopo essere stata utilizzata durante l'occupazione titina per le feste popolari, era poi diventata il luogo dei balli del circolo ufficiali inglese e americano. Vi sono alcune testimonianze molto interessanti del periodo negli anni 50, perché naturalmente non erano ammessi triestini di sesso maschile, ma solo ufficiali inglesi e americani, però erano ammesse naturalmente donne triestine, cito dai documenti dell'epoca, di comprovata moralità. Per cui rispetto ad altri luoghi di Trieste sarete familiari con Cavana, Cafagna, è particolarmente specializzato nell'ambito
dei luoghi di pubblica immoralità, per citare Joyce, il circolo ufficiali presso la ginnastica triestina era un luogo di balli un po' più elevato. Okay. Ed è surreale perché naturalmente la ginnastica triestina è sempre stata associata all'Italia, però per questo breve periodo, negli anni 50, divenne un luogo anche di balli, in generale di ritrovo dell'elemento alto della presenza americana, anglo-americana a Trieste. E naturalmente vi è l'elemento che non abbiamo toccato dello sport. Ah, certo. Perché come sappiamo lo sport, per come lo conosciamo, nasce in Inghilterra, approda negli Stati Uniti, ha naturalmente uno sviluppo parallelo nell'Ottocento anche in Germania, sono, volendo semplificare, i 3 paesi nei quali si sviluppa maggiormente con gli elementi che oggigiorno associamo, però lo sport di squadra è uno sport di derivazione anglo-americana. In quest'ambito, ad esempio, la ginnastica triestina, rimanendo nell'ambito del discorso, a fine Ottocento aveva tanti legami con le società sportive americane. Si scambiavano corrispondenza, giornali, materiale didattico, illustrativo, eccetera. E nel periodo del governo alleato è interessante ed è anche significativo, abbiamo una Trieste che ha passato quello che è il periodo dell'occupazione nazista, anche se con ampie collaborazioni da parte locali tra il 1943 e il 1945, quindi un'esperienza altamente traumatica. E in questa fase, nella ricostruzione, quali sono le prime strutture che costruiscono gli americani? Strutture sportive, che una persona potrebbe pensare costruiamo industrie o ricostruiamo le case, e invece l'enfasi, specie nei primi anni, è sull'elemento sportivo, ma non è a caso, secondo me, perché cos'è che permette di unire una popolazione, che gli dà un senso di comunità o permette anche di superare quelli che sono conflitti etnici? No? Di solito è l'elemento dello sport, certo, no? certo. Quindi ritrovarsi allo stadio, gareggiare all'interno della stessa squadra, al di là delle differenze nazionali, e considerando quanto fosse esacerbato il conflitto etnico nel periodo a Trieste, non sorprende. D'altronde gli americani avevano avuto un'esperienza precedente. Hanno provato a importare, anzi a esportare quelli che sono gli sport tipici, no? Immagino, degli Stati Uniti, che prettamente sono il baseball, il football americano, poi c'è il basket che comunque ha una dimensione internazionale, certo. Ma non, cioè, vedendo poi com'è andata, non hanno avuto quella presa distintiva. No? È una domanda proprio azzeccata la tua, perché una volta ogni tanto no. mi gioco il jolly giornaliero. Sono quasi sempre azzeccate. In questo caso il basket naturalmente giunge nel 1920 attraverso i ricreatori, e proprio Trieste è tra le prime città nelle quali il basket giunge, la palla al cesto come viene definita in questo periodo. E i ricreatori hanno il merito di aver popolarizzato il basket in tutta Italia, e successivamente giunge alla ginnastica triestina. Negli anni 50, nel periodo del governo alleato, vi era una folta, numerosa presenza di allenatori e in parte anche di soldati appassionati di basket a Trieste, e questo a sua volta ha influito anche sulla nascita della pallacanestro triestina, perché la pallacanestro triestina, attraverso la ginnastica, la SGT, si era sviluppata negli anni 30 e trova nuovo vigore negli anni 50. E abbiamo alcune testimonianze esemplari, perché ad esempio vi fu uno dei grandi allenatori del periodo della ginnastica, che era Ferruccio Ghietti, che in questo periodo si forma appena trentenne proprio presso gli americani che erano presenti a Trieste, che gli insegnano le novità del periodo, o anche circolano le riviste sportive, no? In lingua inglese. Quindi vi è un forte collegamento. E il baseball si sviluppa inizialmente negli anni 50, no? A Trieste, giunge portato dagli americani. Infatti conosce il maggiore sviluppo fino a quando vi è il governo alleato, poi dal 1954 in poi inizia a decadere, anche se tutt'oggi
vi è comunque una presenza del baseball triestino. Certo, le leggo delle mail prima di chiudere perché sono fondamentalmente ringraziamenti. Intanto una telespettatrice scrive: signor Gianni un'enciclopedia vivente, e un altro scrive: buongiorno, il signor Gianni ha mai pensato di scrivere un libro su Trieste? Sarebbe un gran peccato perdere il suo bagaglio culturale sulla storia della città, e ha ragione, e sottoscrivo quanto riporta Roberto. Altre due mail: ringrazio, siete le 4 che l'ospite per farci iniziare la giornata con questi scorci storici di Trieste. Fatelo più spesso, quindi Saracino dovrà prendere appuntamento il mercoledì in alternanza con Cafagna, in modo tale da riempire questo spazio e rendere felici i nostri telespettatori. L'ultima mail è buffalo, e la parola inglese per bisonte, quindi più che errore è stato praticamente mantenuto l'originale. È corretto quanto ci scrive questo telespettatore, diciamo che è stato poi utilizzato il termine buffalo anziché la traduzione da bisonte a buffalo. Certo, ma questo, insomma, che viene di solito trattato come se fosse una traduzione. Esatto. Dobbiamo chiudere. Grazie a Zeno Saracino, come ha ben capito avremo piacere di averla ospite prossimamente, ma ci metteremo d'accordo noi. Una buona giornata e un buon lavoro. Grazie. Ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguito e una buona giornata.